E naturalmente leggiamo questo bel libro Il Leone Alato, continuiamo a leggere qualche paginetta prima di presentare i graditissimi ospiti. Ad Alessia, in quel mentre, non rimaneva che camminare lentamente e ammirare attraverso l'immensa vetrata la fontana circolare che stava all'ingresso, ai piedi della larga grandinata. Si trovò a pensare a come quelle note stessero riempendo quella enorme volumetria. Si sentì condurre verso pensieri tra loro contrastanti, fotogrammi di vita vissuta. Doveva esserci un motivo di quella scelta musicale e si scoprì interessata a saperlo, ma non volle rovinare quell'atmosfera con una domanda. Una nuvola passeggera proprio in quel momento scaricò improvvisamente una pioggia intensa. Gocce scendevano lungo la vetrata, mentre alcune gocce iniziavano a scendere lungo le sue guance e il suo sguardo si appannava. In quegli attimi riusciva solo a scorrere mentalmente le immagini che la mente le riportava senza filtri e con un disordine di sequenza, liete e spiacevoli, felici e sgradevoli e poi ancora altre, una sorta di riassunto e bilancio della propria vita in pochi istanti. Non le era mai successo una cosa così. No, non voleva che Leon la vedesse così, non doveva assolutamente succedere. Così estrasse dalla pochette un fazzoletto di carta e aiutandosi col provvidenziale effetto specchio del vetro si ricompose. Fu lui alla fine di quei lunghi minuti a parlare. È il brano musicale preferito da mio nonno, lui è mancato quasi un anno fa. È stata una persona molto importante nella mia vita. Sarà contento che io gli abbia mandato un saluto da qui. Qualche istante di silenzio assoluto, solo il residuo rombo di un aereo appena decollato che si allontana, si alzò e la precedette all'uscita. Avvertì che qualcosa fosse sceso in lei e pensò di rompere quel silenzio. Sono proprio curioso di vedere questa macchina scomoda ma comoda da usare a lido. Si tratta forse di un canotto gonfiabile su 4 ruote. E pensando alle 4 ruote io veramente saluto i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Toniolo, che voi conoscete, che ha delle novità, con delle proposte culturali sempre interessanti, e saluto anche il dottor Marco Guidarini, non c'è ancora, ecco, lui si occupa di motociclisti, è un medico, è presidente associazione motociclisti incolumi, poi sentiremo cosa ci racconterà. Allora, dottor Zabotti, anche lei ha portato un libro, Giuseppe Toniolo, Nella storia il futuro, eccolo qua, lo facciamo anche vedere. Ecco, cosa rappresenta questo libro? Questo libro che racconta la storia di Giuseppe Toniolo. Sì, racconta, è una biografia fatta con l'editrice, è stato edito dall'editrice Ave di Roma, ma è una biografia, ma è una biografia ragionata e declinata al futuro, nel senso che noi abbiamo voluto in quell'occasione, in particolare era l'occasione del centenario, però è un'occasione davvero sempre molto attuale, ripercorrere le fasi ovviamente della vita, dell'opera, della scienza, del grande insegnamento sociologico, culturale, storico, cooperativistico, insomma, di questo leader del movimento cattolico tra l'Ottocento e il Novecento, il primo beato nella storia, economista. Perché e soprattutto beato è una cosa importante. Beato è una cosa importante, vuol dire avere tutte le caratteristiche. Pensate che la causa di beatificazione del Toniolo è stata portata avanti dalla FUCI, cioè dai giovani universitari, perché lui era un docente universitario di economia politica all'Università Statale di Pisa. Quindi questo a dire che lui ha sempre sentito la vocazione ad essere un cristiano laico, ad essere un padre, uno sposo, un padre e un docente universitario. La sua vita è stata in pienezza e quindi è stato riconosciuto che con straordinaria virtù, pur vivendo l'ordinario della sua vita, lui è diventato l'esempio, un esempio, pleclaro, assolutamente insigne, di un uomo che ha saputo coniugare la fedeltà a Dio e la fedeltà all'uomo. Questo è il tema. C'è stato anche un miracolo che è avvenuto, guarda caso, proprio a Pieve di Soligo, un giovane imprenditore per il quale c'è stata una caduta rovinosissima, non c'erano più speranze, ci si è rivolti in parrocchia da parte della famiglia e lì è venuta poi una preghiera collettiva, ci sono state messe dei filamenti della coperta del Toniolo sotto il cuscino di questo giovane che era ospite, ormai era paziente insomma, nell'ospedale di Conegliano. Sta di fatto che lì c'è stata una guarigione che è diventata improvvisa, non giustificata, permanente. C'è stato ovviamente il tribunale ecclesiastico, ci sono state le valutazioni sia dal punto di vista medico che dal punto di vista... E noi proprio il 7 giugno scorso abbiamo ricordato i 20 anni di questo miracolo, per cui Giuseppe Toniolo oggi è beato, cioè il suo culto è locale, cioè nelle nostre chiese.
chiese. Il tema di fondo è che servirebbe un altro miracolo perché il suo salire agli onori degli altari sia proprio da santo, cioè riconosciuto da tutta la Chiesa universale. In questo senso però dico nel libro che lui è tra fine 800 e inizio 900, però le sue intuizioni, la sua opera, la sua lungimiranza, la sua capacità di anticipare processi e fenomeni fa dire che lui è straordinariamente attuale. Lui è quello dell'Rerum Novarum di Leone XIII e oggi che c'è Leone XIV diciamo più che mai Toniolo oggi. Bellissima questa storia, però Giuseppe Toniolo è stato un grande anche per quanto riguarda le fragilità e la povertà. Sì. Aveva visto lungo, è stato un illuminato su questo e ha cercato subito non di parlare ma di fare. Prego, dottor Zabotto. Assolutamente, lui si parla infatti di solidarismo cattolico riferito in particolare al Toniolo, perché cosa diceva lui? Innanzitutto il primato dell'etica in economia, cioè voleva dire che l'economia deve essere al servizio dell'uomo e non deve sfruttare l'uomo. Attorno a questo lui si era trovato con due grandi correnti a quel tempo, fine 800 e inizio 900, quello che si diceva il marxismo ateo e rivoluzionario che propugnava la lotta di classe, dall'altra parte il liberismo sfrenato e senza regole che opprimeva negli opifici, nelle fabbriche, in agricoltura la povera gente. Sa che mi sembra di essere tornato indietro a quegli anni, sbaglio? L'attualità, io dico questo, perché purtroppo c'è un fenomeno che torna, che ritorna dal punto di vista sociale ed economico. Della persona debole. E lui che cosa fa? Non dice solo dobbiamo, come dire, prendiamo atto che c'è sta roba qua, ma lui dice dobbiamo trovare una soluzione nuova e la soluzione nuova è stata essere lui il grande ideatore, propugnatore della dottrina sociale della Chiesa, del primato dell'etica e economia, ma di più la ricetta che lui inventa sostanzialmente è la cooperazione. Cioè per vincere l'usura che a quel tempo opprimeva in particolare nelle campagne i poveri contadini, lui dice bisogna mettersi assieme, bisogna costruire il senso di essere co-imprenditori, costruiamo una dignità e una libertà dal punto di vista personale, familiare, per essere sul mercato e quella è la lezione che nasce nelle canoniche, nasce nelle realtà sociali di tutto il territorio, in Alta Marca in particolare. Oggi noi in particolare anche come Istituto Beato Toniolo che cosa abbiamo come testimonial? 3 realtà che sono nate, in particolare 2 di queste ai tempi del Toniolo, cioè la Banca Prealpi San Biagio nasce con la Cassa Rurale di Montaner addirittura e la Latteria Soligo 1883, statuti firmati da Giuseppe Toniolo. Queste sono realtà che nascono con l'idea di far sì che i soci co-imprenditori siano dal punto di vista delle cooperative agricole di consumo, di credito e quant'altro dei punti di riferimento nuovi e anche oggi vale moltissimo il tema della biodiversità in economia grazie alla cooperazione. Però quello che traspare anche da quello che io sento è che i nostri industriali veneti, specialmente trevigiani, veneti nostri, fanno fatica a fare cooperazione. Io so che anche il prefetto ha cercato, per quanto riguarda il lavoro, la casa, di mettere assieme questa cooperazione, queste cooperative che c'erano, esistevano, pensate, avevano trovato anche le case per queste persone che lavoravano, indipendentemente dal colore della pelle. Poi a un certo punto è arrivato qualche politico emergente, buttato via tutto e adesso non abbiamo più niente. Questo me l'ha raccontato quel signore di Trieste che mi ha chiamato quando io avevo cercato di capire cosa stava succedendo a Treviso con queste persone che dormivano all'aperto e che non trovavano casa. Lui mi ha cercato, mi ha contattato e mi ha dato veramente un opuscolo che io ho consegnato a Sua Eccellenza il prefetto di Treviso, dove parlava quando lui assieme ad altri aveva fatto questa cooperazione con le cooperative e aveva trovato case, avevano trovato la soluzione per veramente dare dignità a queste persone ed erano stati gli industriali ecco, di quell'epoca che si avevano messo assieme per dare soluzioni e le avevano trovate. Poi cos'è successo? È successo che a qualcuno questo dava fastidio perché il colore nero, giallo, viola, arancione, specialmente quando il Veneto fa ancora veramente paura, non si vuole parlare, ma in futuro, cari miei, bene o male dovete capire che arriveranno perché noi abbiamo bisogno di forza lavoro, abbiamo bisogno, non sono tutti delinquenti, ci sono delle persone che si sono integrate da anni e che veramente con le famiglie sono un esempio, però qui c'è un razzismo, io lo dico sempre, è inutile che continuano a dire che non è vero, che Mirella ecco, si inventa le cose, siccome l'ho provato sulla mia pelle, perciò ragazzi è inutile che ce la giriamo, siamo così. Noi siamo bravi a lavorare, siamo bravi a creare,
però dopo mi non vo combattere, ho paura a parlare, ho paura di vedere qualsiasi cosa, fa sì che poi viviamo nella paura e nel terrore di qualsiasi cosa. E qualcuno l'ha ben capito questo, tanto è vero che questi segnali anche di persone che non ci sono più con la testa. Pensate adesso, dottor Zabotti, allora io parlavo proprio ieri, poi vi racconterò venerdì bene, oggi no, ma venerdì vi racconterò bene cosa è successo a Mirella ieri. Parlavo con una persona che ha avuto per anni un disabile diversamente agile, invece come li chiamo io per la parola mentale. E lui mi spiegava molto bene, state attenti a quello che ha detto lui. Ha detto, tu quando hai una persona diversamente agile, Mirella come lo chiami tu, sai che ha bisogno del braccio, della gamba, ha bisogno di essere accompagnato, non riesce a parlare, non riesce a sentire. Il malato mentale, tu non sai, è una bomba a orologeria. Tu ce l'hai in mano, ma non sai quando scoppia, come scoppierà e dove scoppierà. Perciò non riesci neanche a proteggerti. Sei sempre con la paura, in balia della paura che succeda qualcosa. E quello che è grave, quelle persone sono i familiari che sanno di avere questa bomba a orologeria, perché i segnali ci sono stati, hanno paura di chiedere aiuto, perché è un fallimento, è una vergogna, c'è un qualcosa che non si vuole dire. Però queste bombe a orologeria poi esplodono, prima o dopo esplodono e li vediamo. Hai ragione. Non c'è niente da fare, prima o dopo esplodono. E chi è che ne paga le conseguenze? La comunità e la società. Allora lui dice, tu capisci bene che non è mica così semplice avere l'asso in tasca. Cosa facciamo? Apriamo i manicomi, allora ogni persona che ha qualche problema la mettiamo dentro, chiudiamo a chiave e abbiamo risolto il problema. Cioè veramente sono problemi che dovrebbero essere trattati. Ecco, ci vorrebbe proprio Giuseppe Toniolo, Beato Toniolo, ecco, perché i segnali ci sono. Io ho avuto, vi ricordate, la dottoressa Maria Luana Calabrese che a Valdobbiadene ha aperto la seconda casa per queste persone, con i soldi suoi, perciò ha investito sulla persona, ha investito sulla sicurezza della comunità, perché ha capito che forse parlando, dialogando e avendo per loro un punto di riferimento qualcosa si può fare. Prego Zabotti. Sì, allora, per quanto riguarda il tema degli imprenditori, io credo che ci sia una fase anche in cui dobbiamo riconoscere, e lo riconoscono anche loro, che è passata una stagione in cui il tema dei dipendenti era i dipendenti. Oggi c'è bisogno di un nuovo welfare che riconosca il valore della persona, della risorsa umana che è dentro l'azienda. Allora, in questo senso io credo che io sono anche nel comitato scientifico della Fondazione Capitale Lavoro. Questo è un lavoro, come dire, in progress che si sta continuando a costruire ed è inevitabile e necessario, cioè un cambio di mentalità per cui il tema della realtà produttiva, no? Della fabbrica, del luogo di lavoro, deve diventare un luogo, come diceva appunto il Toniolo, in cui ci sia la persona al centro. Questo passiamo dal momento produttivo aziendale al momento della comunità, cioè laddove si vive un'attenzione alla persona che si mette nella condizione del benessere, perché più la persona sta bene, più è dentro un ambiente confortevole, più la logica poi della produzione insieme ne guadagna a vantaggio. La stessa cosa è il tema della comunità. Ora, su questo dobbiamo mettersi esattamente lo spirito cooperativo. Ha ragione, io ho visto, porto la mia esperienza, è un altro ambito, ma il tema culturale e sociale che stiamo sviluppando ormai da anni in Alta Marca, UNESCO, è esattamente questo, una fatica spesso, perché noi siamo veneti, giustamente, bravi imprenditori, creatori, ma molto individualisti. Certo. La fatica è stare assieme, però la fatica è anche per dire, la gioia di dire, guardate che poi quando si vince c'è gloria per tutti. Sì. E ognuno si mette a disposizione in una logica di progetto d'insieme, che è cultura, socialità, impresa, valorizzazione del territorio, promozione di tutto quello che sta a cuore della nostra comunità, che ha tanti aspetti certamente contraddittori di fatica, ma anche delle eccellenze. Allora, a servizio di questo promuoviamo esserci assieme. Terza, e chiudo, sul tema della malattia mentale perfettamente ragione. C'è questo dire una sorta di
non siamo facilitati, perché la disabilità, come si chiama, no? In gergo medico, no? La non agilità, quella fisica si riconosce immediatamente e in qualche modo ti mette nella condizione immediatamente di poter fare un approccio di solidarietà. L'altro tema è nascosto e noi l'abbiamo detto in più volte anche in questa trasmissione, il post-Covid in più ha portato per tutta una serie anche di fascia giovanile un aggravio di preoccupazione, di solitudine e di fatica. Qui bisogna reinvestire, mettere a tema. Mi pare che ho sentito almeno qualche buon proposito da questo punto di vista, anche dal Presidente Stefani, cioè sull'idea che attorno alla malattia mentale dobbiamo investire in risorse, servizi e strutture. Non partiamo da zero, perché giustamente ci sono tante esperienze di sussidiarietà, cioè dal basso, in cui le persone si sono messe nella condizione di dire creiamo alla Veneta, non aspettiamo che, ma creiamo. Il tema di fondo è riconoscere questo e metterlo in rete, come sempre, perché bisogna offrire strutture, occasioni, convivialità, luoghi, spazi, situazioni in cui le persone siano accolte, e qui cominciano i famosi percorsi che poi vanno verso l'autonomia. Però bisogna chiamare per nome la malattia, perché anche questo è vero, c'è la sorta di stigma sociale, la fatica di riconoscerla, la fatica di accompagnare, perché si teme il giudizio. Invece oggi in Veneto, in Italia, in Europa, questo è un grandissimo tema, è una vera emergenza. Purtroppo noi siamo arrivati qui. Fattori nostri, sicuramente, ma fattori anche che hanno inciso al di fuori di noi e che hanno aggravato questa situazione. È il tempo delle risposte, come affice Toniolo. Quello che mi raccontava questa persona ieri e che lo fa arrabbiare è quando qualcuno vuole sapere cos'è la malattia mentale senza averla vissuta, senza aver capito cos'è, e soprattutto le soluzioni che qualcuno cerca di dare non sapendo neppure di cosa parla. E questo, ha detto, mi fa imbufalire, mi fa imbestialire. Ma cosa stai dicendo? Ma sai cosa vuol dire? Ma hai provato cosa vuol dire? Perché solo chi ha provato sa cosa vuol dire rapportarsi con una bomba a orologeria. Eppure quello che traspare è che sembra che sia una malattia qualunque. Ti do il farmaco, ti do la medicina, ma non è così, dice, non è così. Dobbiamo capire che dobbiamo trovare delle soluzioni alternative. E la dottoressa Maria Luana, veramente, che avete sentito, ha dato la soluzione, ma ha dovuto mettere lei i soldi per fare la casa. E quando ha aperto questa meraviglia, questo punto di riferimento per la comunità, non c'era mica nessun politico, no? No, qual è il problema? Qual è il problema? Non c'è nessun politico, vi faccio vedere le foto, le ha portate l'altro giorno Maria Luana Calabrese all'inaugurazione, perché non interessa. Non è un problema per la politica la malattia mentale, il problema è il ponte di Messina, la pista da bob, buttati là, il ponte ancora da fare, le guerre. I nonni che muoiono in casa, ma chi se ne frega, i servizi alla persona, i fondi del PNRR dove sono andati a finire, cosa hanno fatto? Erano per il terzo settore, spariti, e guai se chiedi qualcosa, ma chi ti credi di essere, ma cosa vuoi? Capisci che qualcuno prima o dopo ne pagherà le conseguenze, e quello che veramente mi disturba, ma voi sapete che mi disturba tanto, è che stanno colpendo le fragilità. Non ce la fanno più le fragilità. E sono in ginocchio le fragilità, non hanno più l'ascolto da nessuna parte, manca il medico di famiglia, manca l'insegnante, manca tutto, hanno distrutto tutto, hanno demolito l'Italia, non ce la fanno più, ve lo dice Mirella se nessuno ha il coraggio di dirlo. Tu vai a fare la spesa al fruttivendolo, 70-50 euro per non prendere niente. Mi spiegate come fanno queste famiglie, queste persone? Allora cosa succede? Ecco qua la cooperazione del mondo del volontariato che arriva, che dà la borsa della spesa, che dà i vestiti, che fa il centro estivo, che dà supporto dove la politica invece ha dei buchi, delle voragini enormi. Ma quanto può continuare se continua? Quanto potrà reggere un paese con questa visione? Che chi ha tantissimo, pochissimi,
e chi non ha più niente, non ha più niente, neppure la casa, perché tolgono anche quella, ma è tutto studiato. Dottor Zabotti, i giovani stanno ascoltando questo e l'hanno capito molto bene e sono gli unici che cercano di ribellarsi, di dare dei segnali, che la vita deve essere fatta di cultura. Non a caso la musica e i concerti sono pieni di questi giovani. I giovani non vanno con la pistola o col coltello a sentire il concerto, vanno ad ascoltare la musica, le parole, quello che veramente a loro fa capire di essere ancora vivi e con un futuro migliore. Prego. Sì, su questo mi collego solo un attimo al tema poi delle emergenze, delle situazioni che poi diventano emergenza. Noi il 23 giugno scorso abbiamo ricordato Elisa Campeol. L'abbiamo ricordato, mi sono fatto da tramite, insomma, con la famiglia, l'amministrazione. Sul Piave, mi ricordo, da un anni. malato mentale. Esatto. Perché, insomma. Sì, no, lo dico. E 5 anni abbiamo ricordato, adesso sarà per esempio un ricordo di una viola fiorita, in un luogo che lei amava incontrare, insomma, un luogo. Poteva portare una foto. Chiedo scusa, l'ho fatto per discrezione, sì, certo. Ma era per dire che anche in quel contesto abbiamo detto la vittima, nessuno tocchi Abele. Cioè il tema di fondo è che laddove ci sia una società che magari nei livelli dove ci sarebbe la responsabilità per non si interviene a sufficienza, poi nascono purtroppo queste tragedie. Su questo è un impegno per Elisa e per tutte coloro che insomma sono vittime di esserci invece a sollecitare, come fa bene Mirella dal suo punto di vista, per tutte le opportunità che ha, per sollecitare perché ci sia questa presa di consapevolezza, perché alla fine le tragedie nascono perché ci sono situazioni che diventano non più gestibili e poi c'è un destino terribile che poi si infierisce contro queste persone. E allora l'impegno di comunità, cioè sentire tutti l'esigenza che questo tema, per esempio della salute mentale, sia un tema davvero dentro il progetto di sanità e di assistenza di questo paese, di questa nostra regione, proprio per far sì che anche questa straordinaria presenza del volontariato e della sussidiarietà, cioè di chi dà risposte, sia in qualche modo riconosciuta, incoraggiata, sostenuta, alimentata. Invece no, c'è il rischio di penalizzarla addirittura questa cosa. Addirittura ci hanno segato, quanto volontariato abbiamo perso, Proloco, associazioni, perché dovevano prendersi il commercialista, dovevano spendere soldi per fare i volontari, ma vi rendete conto cosa hanno fatto? E questi li avete votati voi, Guardate che li avete votati queste persone qua, non piangetevi addosso, anzi dite che sono stati bravi, magari ci fossero ancora. Questa è la verità che siamo noi, qualcuno dovrà pur dirvelo cosa è successo al nostro paese, ma voi non lo sapete perché siete a casa e vedete quello che vi fanno vedere. Pochi raccontano le storie che vi racconta Mirella, la realtà tutti i giorni che io vedo, i vostri assegni a chi vanno. Aiutare le famiglie che veramente non ce la fanno più indipendentemente dalla loro storia veramente, sono persone che vanno supportate. Come fai? Ma non è mica con l'assegno o con la borsa, no, calma, la borsa ti dà veramente, intanto mangi e l'assegno magari ti fa pagare la bolletta, l'affitto, tutto quello che serve per vivere. Sai che vuol dire respirare, avere il respiro che non ti viene tolto, inizi a respirare e dire chissà, intanto facciamo questo e poi si vedrà. È questo che qualcuno non ha capito. E chi cercano di punire? Quelli che fanno queste cose qua. Queste. Avete sentito anche voi cosa dicono i politici che io invito? Ecco, altri carrozzoni stanno nascendo, non riescono neanche a farli partire, perché non riescono a mettersi d'accordo, non hanno i numeri, ma allora cosa ci stanno raccontando? Vediamo anche la locandina del dottor Zabotti, così per cortesia. collego ecco, prego. Eccola qua. No, adesso arriva la locandina. Vabbè, intanto che arriva la locandina, commentiamo. Come diceva giustamente, questo è il mio libro, Sperare ancora, poi abbiamo fatto la conferenza stampa il 3 luglio scorso e proprio perché domenica parte il Festival La Musica nel Sacro.
Allora noi raccogliamo questa istanza, cosa diciamo? Vogliamo essere come Istituto Beato Tognolo, però con una grande sinergia di territorio a disposizione di tutti coloro che credono ancora in una dimensione culturale che sia incontro con le persone, sia approfondimento di temi, sia serenità di fondo, sia dialogo, ascolto, bellezza e pienezza. In questa stagione, in quest'area, in particolare l'Alta Marca, che oggi da anni ormai è patrimonio dell'umanità UNESCO. E allora sono 9 concerti nelle chiese più belle. Vediamo anche le foto concerto, per cortesia, grazie. D'arte, che allora ci mettiamo nella condizione di far sì che, per esempio l'anno scorso, oltre 4.000 persone sono venute ai nostri concerti, arrivano, ascoltano questa presentazione della bellezza di queste chiese, eccoli qua, i concerti, qui siamo nell'abbazia di Follina. Guardate le meraviglie. E abbiamo questo, e anche questa cosa qua, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo anche sollecitato una risposta di territorio. Cosa vuol dire? Che ci sono alcuni soggetti istituzionali come l'IPA Terre Alte e l'Associazione del Patrimonio delle Colline UNESCO, insieme a tutta una serie di sponsor privati, perché no, che dicono questa cosa qui ha valore. Certo. E noi ci siamo con quello spirito cooperativistico a dire mettiamoci assieme e costruiamo queste occasioni. Ieri sera io sono tornato a casa a mezzanotte, ero a Borgo Valbelluna. Che cosa abbiamo fatto? Presenza del nostro vescovo Riccardo Battocco. Abbiamo presentato alla comunità, quindi sindaci, parroci, tutta l'area Borgo Valbelluna, Limana, questo nostro ultimo progetto che abbiamo, la collana video Luoghi del Sacro in Valbelluna. Decine di chiese da noi presentate con i nostri testi, con le collaborazioni video, in modo tale che le persone abbiano consapevolezza della bellezza che hanno in casa, e i visitatori possono a uso smartphone trovare delle occasioni in cui cominciare a degustare la bellezza di queste chiese e mettersene poi nella condizione di così conoscere ancora meglio e valorizzare sempre di più il proprio territorio. Quindi faccio per dire, è un lavoro a tutto tondo che stiamo così realizzando da anni, con l'idea, ecco, come diceva, di creare questa convivialità, di creare questo luogo importante in cui le persone trovino davvero un conforto, un punto di riferimento, un'occasione. Abbiamo visto anche che i nostri concerti d'estate, noi pensiamo, ma la gente va in ferie, quante solitudini arrivano a trovare da noi conforto, incontro, bellezza, condivisione, queste associazioni che sono con noi, ecco, importante questa idea, questa l'abbiamo assunta, ci chiamiamo Beato Tognolo, l'idea dello stile di condivisione, di sinergia, di rete, che è fondamentale oggi, è la nostra risposta, e come allora la risposta non può che venire dal basso. Punto. Allora adesso vi porto invece a Venezia, sulla più bella piazza del mondo, che è Piazza San Marco. Andiamo a vedere il servizio. Importante, non soltanto dal punto di vista storico, culturale, Piazza San Marco, insomma, quello che è un po', diciamo così, ma anche un centro culturale importante. Una cosa detta, non so, in qualsiasi città del mondo e detta a Venezia ha un peso diverso. Ecco, quindi attraverso le sue istituzioni culturali e attraverso quello che è un po' Venezia, cercare di aiutare a comprendere la complessità della situazione. Da San Marco al mondo l'appello alla pace del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che ha portato la sua testimonianza dalla striscia di Gaza. Dal punto di vista umanitario la situazione resta drammatica, come dicevo. Cibo c'è, lo dico, non c'è la fame dei mesi scorsi. Il problema più grave è che la mancanza totale di infrastrutture, quindi la gente vive nelle tende letteralmente, nelle tende, fognature, cioè non c'è quindi la situazione igienica, le conseguenze, anche la presenza anche di un'invasione di topi, cose di questo genere, insomma, che hanno un impatto anche soprattutto sulla popolazione infantile. Mancano le scuole. La situazione umanitaria prosegue drammatica, perché se durante la guerra le persone erano in modalità sopravvivenza, ora si pongono domande sul futuro. Che succede adesso? Che sarà di noi? Insomma, come sarà la ricostruzione? Come sarà e così via. Per cui adesso diventa, diciamo, dal punto di vista umano più faticoso. Abbiamo bisogno di sostegno soprattutto psicologico infantile per i bambini, sono tutti traumatizzati, c'è molto lavoro da fare. Segnali di speranza Pizzaballa ne intravede nella popolazione, ma non nelle istituzioni. Dalle istituzioni in questo momento è raro trovare qualche segnale di speranza, istituzioni politiche, religiose e così via.
Dal territorio sì. Nel territorio le segnali di speranza ci sono tantissime le realtà territoriali nella società civile israeliana e palestinese, devo dire, non solo palestinese ma non solo israeliana. La tappa veneziana del pellegrinaggio accompagnato dal patriarca Moraglia è iniziata dalla Basilica di San Marco con le autorità, poi la messa a Jesolo per racchiudersi con la messa nella Basilica della Salute. Mi ha sempre colpito una frase del cardinale: sì, le immagini non trasmettono gli odori e i topi che mordono i bambini nelle tende che giocano tra le fogne a cielo aperto. Sembrava importante sentire la voce di chi vive quotidianamente un'esposizione di un popolo che è gravato da sofferenze immani. Vede, dottor Zabotti, che tutto torna al filo di Arianna. Ecco, cosa dice? Bisogna provare, bisogna sentire l'odore della fogna, questi bambini che giocano, della distruzione, dei morti, per capire veramente cosa sta succedendo. Le immagini possono arrivare fin là, certo. È il discorso che si faceva prima, bisogna vivere la cosa per capire a fondo e risolvere il problema, se no come fai? Vedi un'immagine, un video e poi? Prego, dottor Zabotti. Allora, io mi fermo solo un secondo sulle immagini, perché in questo momento vorrei anche ricordare tutti i giornalisti che sono morti. Sì. Per dare una testimonianza della verità di quello che avveniva e di quello che avviene là. Quanti? Decine e decine di giornalisti. Quindi nell'adempimento del loro lavoro, a proposito dell'importanza di chi fa informazione e comunicazione, anche quella non allineata, anche quella delle agenzie, no, indipendenti, no, che sono dentro una dimensione di poter rappresentare all'umanità che cosa è l'abisso del male in questo tempo, no, a Gaza. Primo dato. Secondo, ha ragione. Io dico Cardinale Pizzaballa e dico un omaggio a questa Chiesa e a tutti coloro che volontariamente sono là e presidiano là. Lui è venuto qui a dirci in Piazza San Marco a Venezia, perché lì c'è una dimensione internazionale grandissima, quello che è la fatica immane, la disperazione, no? Questa rappresentazione del male totale che c'è lì. E allora io dico innanzitutto grazie per quello che stanno facendo là e in più anche il riconoscimento, come dice lui, paradossalmente, che dal territorio la sensibilità che arriva della solidarietà che non ha colore, perché lui ha detto viene dal mondo palestinese ma viene anche da Israele. Sì. È come a dire guardate che c'è alla fine oltre classi politiche, istituzionali, leader, tra virgolette, presunti tali, che stanno conducendo invece una battaglia assurda, no? Di conquista, di sopraffazione, di prepotenza. C'è un'umanità invece che si riconosce in quei principi di fondo ed è un riconoscere l'umanità laddove è e quindi esiste. E quindi, come dire, il riconoscimento di tutto questo lavoro incredibile da formiche che si sta facendo perché lì possa arrivare l'aiuto, il conforto, il sostegno, la speranza, perché lui diceva fino a questo momento sopravvivenza, adesso c'è il problema del futuro, ma noi ci siamo anche a dire guardate che e la speranza la trovo nel territorio, ha detto il cardinale Pizzaballa, e la speranza la trovo nel territorio. Io vado male perché ho scritto sperare ancora, ma su questo sono perfettamente... Abbiamo Rinaldo da Venezia, ciao caro Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Purtroppo credo che Dio, suo Signore, è vero, è giusto. Siamo ormai ineridì, non capiamo più cosa che è il bene e il male. Perché se vede tutto ne dà fastidio, tutto, ma la vita non è da insegnare a odiarsi uno con l'altro. La vita è da insegnare a volersi bene, ma se ti vuoi vivere anche bene. Non ti va ad essere in guerra con nessuno, tutte queste guerre, queste robe. Ma cosa siamo noi a diventare? I grandi del mondo che dovrebbero insegnarne il peso di noi altri. Va la Trump. Casi che il diritto presto è stato anche a lui, se lo faremo dal Stato. Ma cosa vuoi scelta di queste guerre? Cosa vuole essere parlando di cosa? Ma dove siamo padroni, tutti siamo padroni di 1,5 metri di terra che ne spetta. Non possiamo portarci dentro niente. Solo che 1,5 metri di terra non è più e non è manco. E basta. E ora cerchiamo di andare d'accordo fra gli umani. Insomma, che non più bene le bestie, che
che è gente, e i gatti, i cani li porta dal veterinario, i magnali se non è brucia il stomaco, il cappello col piove, la giacchetta, il paltò, le scarpe, e che sei putei che muore da fame, che sei il mondo che sei così cattivo, e assieme morire centinaia di migliaia di putei piccoli, che possono essere i nostri nipoti, i nostri fiori, ma non è viene un groppo al cuore quando ti vedi queste robe qua per televisione e ti bombarda sempre queste robe, ma è una roba bella. Mi sono convinto che il mondo che sia anche qualcosa di buono da salvare, il mondo non è così rovinato come qui, perché qui che ne conta queste storie che qua, ci saranno un centinaio di persone perché gli guarda i suoi interessi, il suo potere, il suo avere, ma non voglio niente, bisogna essere per quello che si è e possibilmente se si può aiutare la povera gente. Perché alla fine, Mirella, ti sa molto meglio di me perché ti va sul DNA, che sei una persona speciale, ma a che scopo? E la vita è una sola, non avremo due. Se ti vivi una vita, non ti dà modo di riparare quella seconda vita. Quella è la vita. Spendi bene. Rinaldo, fagli auguri a Nadia che ieri ha chiamato, che è guarita completamente, è stata chiamata dalla dottoressa. Questa è una bella notizia, brava, è veramente una bella notizia. Tieni che ogni tanto ti mi dà anche una gioia. Guarda Mirella, anche che ti arriva sta roba, sono stato colpito di un lutto, mi è morto un amico, va bene, si chiama Donna San, va bene. È già morto poi, ma era un grande imprenditore, ma grande, è un grande papà di famiglia, una grande persona, da poi, insomma, eppure che ha fatto tanto del bene, ma non tanto, di più, è già morto bene perché è già morto in pace, non è mai fatto mai grazie a nessuno, allora che era un imprenditore, uno dei più grandi, non in Italia, nel mondo, va bene. Questa persona qua mi ricorderò sempre nel cuore, io conoscevo da 50 anni, va bene, sono stato tanto insieme con lui, ma queste persone niente, non si dava importanza alle grandezze, delle robe, era una persona, era amici barbiere quando era puteo, bambini, questa è la vita bisogna anche goderla, non solo che disgrazie e pensieri, e non sono sardeo. Non ricorda mai le robe brutte, perché non ho mai sentito di uno. Mi ricordo che sono andato in ospedale, mi ricordo che sono a mi ricordo che sono andato a Cortina, mi ricordo che sono andato in Asiago Siar, mi ricordo. E robe brutte, il cervello, e cerca di scancerarle. Io non sono né sociologo, psicologo, però è la vita, l'ho vissuta, Mirella. A modo mio. Grazie Rinaldo, grazie, fammi andare avanti perché mi ricordo che devo andare anche in pubblicità, visto che ogni volta fuori hai fatto bene a dire mi ricordo perché devo ricordarmi anch'io qualche volta. Grazie Rinaldo, un abbraccio. Prego, prima di andare in pubblicità, totale cosa vuole dire? Totale condivisione con Rinaldo, quando lui dice, dal famoso detto, abbiamo due vite, la seconda inizia quando ci accorgiamo che ne abbiamo una sola. Allora, o quella vita la vivi con quella serenità di fondo, non fare male a nessuno e soprattutto seguire una linea retta di ideali, di valori, di solidarietà. Giorgio Lago negli ultimi tempi a chi andava a trovarlo diceva mi raccomando, volersi bene. E questo è il grande tema, lasciare una pace fraterna, vivere questa pace, fare in modo che, visto che nessuno si salva da solo, nessun uomo è un'isola, dentro questo contesto esserci con una dimensione relazionale, positiva, favorevole al bene, giustamente, chiamarlo per nome, riconoscerlo e soprattutto metterlo in pratica, personalmente. Ma secondo lei, dottor Zabotti, perché la politica in generale, parlo di tutta la politica, non è che si possa dare la colpa a qualcuno o all'altro no, ha sempre investito così poco nella cultura? Eppure noi viviamo in un paese che si respira cultura in qualsiasi angolo che tu vai del paese, dalla bellezza, dalla genialità, dalla maestria, i più grandi pittori, scultori, cioè i ricercatori ancora. Eppure non si riesce a dare valore alla cultura, non si investe nella cultura, si fa sempre fatica, chi vuole fare cultura è sempre penalizzato, oppure devi fare parte di certi cerchi, allora bene o male, lei lo sa benissimo, io lo dico sempre, riesci ad avere qualcosa. Però non è questa la cultura, la cultura è una
un'altra cosa. C'è una cultura che asservita alla politica, che vuol dire occupiamo gli spazi della cultura, dei ruoli, della comunicazione, perché deve passare un messaggio che è quello il messaggio di chi comanda sostanzialmente. E invece c'è un'altra idea, ed è l'idea, giustamente su questo io l'ho detto, l'ho scritto e lo ribadisco ancora una volta, che l'Italia deve ripartire ancora una volta da un'idea per cui questo paese, che è il paese che ha più cultura, più patrimonio, più giacimenti culturali al mondo, una storia di civiltà inaudita, una storia di genialità incredibile, una storia di intrapresa, una storia, il made in Italy, il gusto, la bellezza, la pienezza a tutti i livelli, siamo ambiti da ogni parte e noi ancora una volta stiamo qui ogni volta che c'è da fare un taglio, storniamo le cifre della cultura perché sembra che tagliamo sulla scuola, la formazione, su tutto quello che riguarda l'edificazione di quella umanità che poi alla fine dovrebbe dare anche le risposte rispetto al tema, cioè un investimento anche di classe dirigente, perché noi dobbiamo farla qui. La cultura vuol dire la formazione, vuol dire l'educazione civica, vuol dire dare un primato alle cose che contano, non alle cose che non contano. In questo senso dico, basta una cultura che sia cornice solo, ecco, da abbellimento, una cultura su cui puoi investire. Quando dico anche queste vicende UNESCO, allora fai in modo che queste realtà diventino traino anche dal punto di vista economico, sociale. I nostri giovani devono, con le nuove competenze, con le nuove abilità, con i nuovi strumenti anche digitali, ma anche con l'idea nuova, bellissima, di un turismo lento, esperienziale, quello che trova, incontra le comunità, quello che valorizza i prodotti tipici, quello che valorizza le eccellenze. Il nostro Veneto da questo punto di vista è la regione prima turistica d'Italia, tanto per fare un esempio, su questa cosa qui che diventa non solo la contemplazione della bellezza, sembra sia per addetti ai lavori. Il tema di fondo è mettere un moto, un processo che valorizzi tutto, chiami per nome, promuova, sostenga e come no, tiri via le barriere. Ero l'altra sera con tutte le associazioni, oltre 300 persone, Consorzio Proloco Quartiere del Piave, cose straordinarie fanno, però hanno bisogno che nessuno penalizzi, che metta le associazioni Proloco nella condizione di fare al meglio quello che fanno e di farlo senza avere degli adempimenti onerosi, delle situazioni burocratiche che le metta a repentaglio. Allora su questa idea qui ricostruiamo un'idea di paese, di comunità, a partire dai territori, perché noi dobbiamo favorire tutti coloro che hanno voglia di intrapresa, di mettersi in moto secondo questa idea. Sa cosa penso, dottor Zabotti? Che forse il volontariato, quello vero, quello puro, quello che è fatto di persone quasi sempre diversamente giovani che nonostante gravi problemi riescono a dare proprio contributo per aiutare la comunità, sia visto come un nemico e non come una risorsa. Perché a sto punto, dopo quello che è successo anche con il Covid, dopo Covid, queste persone che hanno rischiato la vita per aiutare, portavano, lo dico tutte le mattine, la spesa, le medicine, andavano a prendere le persone più fragili e adesso sono viste come dei nemici. Eh sì, perché solo un nemico può essere abbattuto in quella maniera. Come ti abbatto? Con la burocrazia, con i controlli. Voglio vedere chi sei. Ma non è che forse dovete andare a vedere qualcos'altro, chi sono, cosa fanno, invece di andare a colpire il mondo del volontariato. Ma ci sono i furbetti. No, perché in politica non ci sono i furbetti. Cerchiamo di eliminare i furbetti dalla politica, intanto, prima di eliminare i furbetti del mondo del volontariato. Cercate di eliminare i furbetti che avete in casa voi, e ce ne sono, perché li vediamo sempre alla luce del giorno, cioè non è che non li vediamo e non li sentiamo. Andate a colpire il mondo del volontariato, i furbetti. Quali furbetti? Pubblicità. I primi dati delle case della comunità confermano una risposta positiva da parte dei cittadini, a cominciare dall'hub dell'ospedale Maggiore, il primo a partire a Trieste. Nei primi mesi del 26 il punto unico d'accesso ha gestito 489 casi, l'ambulatorio infermieristico ha seguito 1078 utenti e quello di cure primarie ha preso in carico quasi 5.000 casi, con il 95% delle situazioni risolte sul territorio senza necessità di ricorrere al pronto soccorso. Il sistema
sta incontrando un gradimento, siamo soltanto all'inizio, stiamo ancora progettando tutta l'attività in qualche modo di alfabetizzazione di questo tipo di risposte, ma già vediamo soltanto il Maggiore a Trieste in alcuni mesi ha avuto 5.000 accessi di prestazione medica e 1.000 di prestazione infermieristica. È evidente che tutte queste migliaia di persone, che poi se le estendiamo a tutti gli altri servizi fanno alcune decine di migliaia di attività e azioni svolte, e queste evidentemente non dico che andavano tutte all'interno di un pronto soccorso, però una parte di queste, quindi noi stiamo cercando di alleggerire il peso e soprattutto anche di rendere l'accesso molto più appropriato. Asugi ha dunque raggiunto gli obiettivi previsti dal PNRR con l'attivazione di 7 case della comunità nei territori di Gorizia, Cormons, Monfalcone, Grado, Trieste e Muggia. Dall'attivazione delle case della comunità nell'area giuliana sono stati effettuati quasi 9.000 interventi all'interno dei servizi e delle strutture territoriali, mentre nell'area isontina gli interventi sono stati oltre 2.000. Numeri importanti, e se poi pensiamo, immaginiamo che ancora la popolazione, la cittadinanza non è completamente a conoscenza del funzionamento dei servizi che trovano. La soddisfazione è legata al fatto che stiamo lavorando, e c'è ancora molto lavoro da fare, sui percorsi, sui processi, sull'integrazione tra i vari professionisti di Asugi, ma anche dei servizi sociali dei comuni e degli enti del terzo settore. Quindi questa è la prossima sfida che ci spetterà in autunno. Siamo tutti abituati alla ricetta dematerializzata, ovvero alle prescrizioni delle medicine trasmesse direttamente dal medico di base al sistema sanitario e quindi alle farmacie. Succede però con una certa frequenza che il meccanismo si blocca e i pazienti non riescono ad avere il farmaco richiesto. Può succedere che ci sia qualche blocco da qualche parte per cui o non si riesce ad inviarle, oppure si inviano ma poi in farmacia non riescono a recuperarle dal fascicolo del paziente, e quindi purtroppo i pazienti devono tornare dal medico a farsi dare la copia cartacea della ricetta, o perlomeno il numero di ricetta elettronica, perché sennò il farmacista non riesce a recuperarle dal fascicolo. Il sistema collega medico di base, ULSS, ministeri e farmacie, e più di qualche volta si inceppa. Diciamo che 1 o 2 volte al mese succede. A volte ci sono dei blocchi che sono o nel sistema regionale, nel DOGE quindi, oppure nel sistema nazionale, ma questo noi non lo sappiamo, cioè noi vediamo il blocco, non sappiamo esattamente dov'è. Aggiornamenti del software o carenze dei server e della rete sono tra le cause dei blocchi. Si aspetta e vengono risolte. A volte ci sono stati dei problemi più grossi, per cui abbiamo dovuto stampare tutte le ricette. A me dunque il mese scorso mi è successo che non partiva niente, e quindi io ho lasciato lì, le ho fatte il giorno dopo, l'hanno risolto, non è che non si risolva. Però ecco, i blocchi ci sono, direi che ultimamente forse sono leggermente più frequenti che non alcuni mesi fa, però almeno 1 o 2 volte al mese succede. E anche la vecchia ricetta rossa, che non rientra nel sistema digitale, rischia di essere poco efficace. Se per 2 giorni, faccio l'esempio, non funzionasse niente, io non ho nemmeno le ricette rosse, perché ormai ne stampano talmente poche, ce ne distribuiscono talmente pochi ricettari che non ce ne sono a sufficienza per tutti i medici per fare ricetta come si faceva una volta. Allora, ho fatto vedere questo servizio, questi 2 servizi, per far capire 2 punti fondamentali che nei prossimi mesi ne parleremo tantissimo. Casa di comunità e servizi alla persona tramite la farmacia, che è diventato un punto di riferimento indispensabile per il cittadino. Ecco qua il blocco. C'è il blocco, ma tu vai a dirglielo a quell'anziano che magari ha perso una giornata per andare dal medico di famiglia, se è riuscito ad andare o a telefonare, perché veramente sono sommersi 2.000, 3.000, 1.500 pazienti, ma io non so come facciano, devono visitare, devono fare le ricette, devono fare tutto. Io non so come fanno veramente a dare risposte a tutti i numeri che hanno. E poi ci ritroviamo con, ecco qua le fragilità. Chiamano Mirello e dicono: sono andato in farmacia
e non sono riuscita ad avere il farmaco. Devo tornare dal medico. Ma come devo tornare dal medico? Devo perdere un'altra giornata, chi mi accompagna? Capite che veramente c'è qualcosa che non quadra. Parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di digitalizzazione e siamo ridotti in questa maniera. Non abbiamo neppure la banda larga. Io dovevo collegarmi con il dottor Guidarini a Verona, non sono riuscita a collegarmi. Non è riuscito a collegarsi. Quante volte capita che vi dico, ma anche qua dal Montello, e quelli ci fanno vedere che andiamo sulla Luna, che facciamo i giretti sulla Luna. Dottore, ecco, questa è una cultura sbagliata che ha fatto la politica che investe dove non serve, dove fa del male alla popolazione invece di investire sulle cose utili. Abbiamo delle strade, il dottor Guidarini, siccome è presidente appunto dei motociclisti incolumi, abbiamo delle strade impercorribili, non ne possiamo più, dovrebbero allargare, sviluppare e invece niente da fare, si investono su cose che a noi non è, poi usciamo di casa e non ci muoviamo, non riusciamo a muoverci, invece di dare la possibilità di fare gli investimenti su quello che serve. Niente da fare, no, non esiste. Questa è mancanza di cultura, questa è la cultura di capire cosa devi fare, se sei competente per fare quelle cose. Abbiamo le strade ancora da carretti e cavalli dove passano i tir, ma perché hanno fatto le zone industriali. Dottor Zabotti, allora, questa è mancanza di cultura o sbaglio della politica che ha governato 70 governi? No, non so. Posso dire solo un riferimento. Il 29 luglio prossimo presenterò il mio nuovo libro che è un tributo a Francesco Fabbri, ministro 50 anni fa insieme a Tina Anselmi, no? Ecco, nel governo Andreotti. Ed è una persona lungimiranti, straordinariamente per la sua vita, come dire, nasce la sua vocazione alla politica nei campi di sterminio e decide lì, salvandosi, di dedicarsi. Ma allora come si dedica? Questo è il tema di fondo. Come si dedica alla politica? Con l'idea totalmente disinteressata, totalmente altra del bene comune. Lui ha voluto straordinariamente bene l'attaccamento furibondo, direbbe Zanzotto, alla sua terra, alla sua gente. Questo gli ha consentito di stare da sindaco, vicepresidente della provincia, deputato, senatore, sottosegretario, ministro, purtroppo solo 6 mesi perché poi è morto in carica, gennaio 77. Muore, però è colui che, adesso mi parlava la strada provinciale è intitolata a Fabbri, quella che collega Conegliano al quartiere del Piave, no? E dico perché? Perché lui ha fatto il piano di avviabilità oltre 60 anni fa, cioè, e lui è quello che ha inventato fino ai 50 il consorzio BIM-Piave, cioè laddove noi eravamo ancora nelle prospettive chissà di che, lui pensa che con i sovraccanoni viene di costruire il consorzio. Perché pianificavano? BIM-Piave, cioè il metano, la grande opera di metanizzazione, come a dire l'attenzione continua, costante, unica, unidirezionale nei confronti della popolazione, nei confronti della gente. Certo, in quel tempo c'era una popolazione intera che andava riscattata dopo la seconda guerra mondiale, quindi voglio dire, era un impegno, una forza straordinaria, una moralità e un'etica incredibile, si mette a disposizione, fa una, tra virgolette, carriera, però è una carriera in cui a tutti i livelli amministrativi e politici lui serve con competenze, con onestà. Allora ho detto, ricordiamo, a proposito di questa memoria qua, ricordiamo perché questa buona politica c'è stata e noi oggi quello che possiamo fare, anche dal punto di vista culturale, giustamente, è quello di rimettere in moto questi esempi, questa idea di comunità. Se diciamo case di comunità, devono essere case e la comunità deve essere messa. Se la farmacia diventa un presidio di socialità, facciamo in modo che tutto sia assolutamente messo in quella condizione e quindi infrastrutture digitali sì, costruzione, rendere tutto più efficace, rendere tutto più a misura d'uomo e di donna in questa comunità. Questo è il tema di fondo, ma allora ci deve essere l'unico obiettivo che è quello di favorire il senso della persona e della comunità. Allora, per quello che ho voluto dire Fabbri, perché anche questo territorio, poi parlo di Tina Anselmi, la prima donna ministro del lavoro e della sanità, a proposito, no? Servizio sanitario nazionale, chi l'ha inventato? Questa terra qui ha avuto il DNA geniale, no? Di andare, di far crescere questa idea di portare i servizi e di farli in modo di farli crescere a misura di ciascuno, di tutti e di ciascuno. Allora, se questa storia è una storia alta, oggi noi
ognuno per la propria responsabilità. Certo. Io che sono in campo della cultura farò di tutto per far crescere questa sensibilità, questa classe di gente, questa idea con i giovani, mettere in moto e far ricordare, oggi che non ricordiamo più nulla, perché siamo eternamente al presente, tutto è, no, la società dell'indistinto e dell'ignoto, ecco, noi oggi dobbiamo ricordare anche tutti coloro che hanno dedicato la loro vita e hanno indicato una via di lungimirante, anticipatrice ed un'idea di costruire le cose buone per la comunità degli uomini. Con quale saluto ci lascia, dottor Zabotti? Sperare ancora, perché è stato detto prima, io ho fatto mai questo... mollare, mai mollare, assolutamente. mai mollare. Riconoscere il bene che c'è, che non vuol dire generico ottimismo. Visto che c'è il bene, no. Il bene che c'è vuol dire che nonostante ci sia un male incessantemente all'opera, un male, il nulla abbinato al male, tutto quello che divide diabolicamente all'opera, loro sono sempre all'opera, noi siamo, come dire, questa frase famosa, i rammendatori, quelli che continuano ogni giorno pazientemente e testardamente a unire tutto quello che viene lacerato da questa dimensione. Quindi, grazie al direttore Marco Zabotti, direttore scientifico Istituto Beato Toniolo, di essere stato con noi. Ecco, speriamo che arrivi un altro e che arrivino diversi Giuseppe Toniolo, ne avremo veramente bisogno e necessità. Il problema è che li abbiamo anche, solo che qualcuno non li vuole, perché se mettessero veramente la competenza e la meritocrazia a capo di tante cose, forse questo Beato Toniolo sarebbe anche buono. Cosa dice ma dottor noi, Zabotti? come dire, non demordiamo. Noi non demordiamo, mettiamo in moto tutto. Lui era azione, pensiero e azione. Mettere insieme tutte e due le cose, agire sempre. Grazie. Grazie, pubblicità. No, partiamo col video. Vai col video. Mario stava in officina, un diploma da perito, resta picca in cucina che racconta sempre con un certo orgoglio, improvvise i miei 5 anni della mia vita su quel foglio, italiano storia, sapavo voti brutti, ma per materie tecniche gli davo fuoco a tutti e forse Mario non ha sbagliato a pensare che i primi anni del lavoro sempre la calamica era sporcarsi, non far fatica, grazie a storianti fortunistici, sta abrasiva l'umiltà imparata a casa che disea che servia, farsi la gavetta prima della scrivania. Se disegno come il pan, ma che zonta al formaio, se separo, è grande ancora, grande e Mario, e a Roma, da quella che ha bisogno puramente che vuole, per realizzare un sogno, una larga però, è stata tutto difetto, poi su pacca sulla spalla, e scambiate per rispetto di Mario che sta, Mario di Garrito, Mario che lavora, Mario che sta zitto ancora, Mario che ne va, Mario di Garrito, Mario che lavora, Mario che sta zitto. Questi sentimenti nobili, la voglia di far strada intanto tempo in officina, il fin di casa, e forse te sembrava di sdottare un'attacca, se fino a mezzanotte lavorava per incassare la vacca, anni di lavoro, fisso nei capelli, povero Mario, musche che skate, e tanto tempo passato solo sul cassetto dei vedete sulla scrivania, cogliosi sul progetto, e tutta l'ostinata e sabò, sotto gli occhi del tuo parole si disevo, come il pan, a orizzonte anche al formaio, se si parla del grande ancora, grande lavoro, e Mario, e era quello da che ha bisogno puramente che può realizzare un sogno.
Presento subito i graditi ospiti. Abbiamo vicino a Mirella l'avvocato Chiara Balbinot. Parleremo di sottrazioni internazionali di minori. Lei si occupa di queste cose importantissime, noi non riusciamo a capire niente. Avvocato, spero questa mattina di riuscire a capire. Poi la famiglia nel bosco che ha diviso veramente l'Italia in due. Tutti hanno la ricetta, tutti sanno. Io penso che dovremmo ascoltare anche gli addetti ai lavori, che forse se ascoltiamo riusciamo a capire qual è la verità e quali sono i diritti, i doveri di ognuno di noi. E saluto anche Pablo Perissinotto, cantautore e attore. Abbiamo visto anche questo video, poi ne vedremo altri, che sta cercando anche lui di mettere la famosa goccia nell'oceano per far capire quanto importante sia la cultura, la musica, far capire l'importanza di questa parola. I giovani lo stanno facendo, i concerti sono strapieni di giovani e non vanno là con la pistola, col coltello, vanno per ascoltare la musica, perciò è un segnale di pace che stanno cercando di dare questi giovani, perché il futuro è nelle loro mani e loro credono nell'ambiente, nella cultura e lo dimostrano. Qualcuno però non ascolta. Avvocato Balbinot, ma cos'è questo ascolto che dovremmo dare alle famiglie in difficoltà, ai minori? Io ieri ho parlato e raccontavo nella prima parte con un genitore che ha problemi di un familiare di salute mentale e raccontava ieri a Mirella: ma lo sanno cosa hanno in mano queste persone? Sono bombe a orologeria. Non sappiamo quando scoppiano, dove scoppiano e come scoppiano, e soprattutto non sai perché non conosci, mentre il diversamente agile, come li chiami tu Mirella, sai, manca un braccio, la gamba, non parla, non sente. Questi non danno segnali, non lo sai, non riesci a capire la pericolosità, e sono bombe a orologeria che possono colpire la comunità. Ma la comunità è sorda, non vede, non sente. Questo sta accadendo anche con i bambini e con i ragazzi. Prego, avvocato Balbinot, grazie di essere qui. Grazie a lei dell'invito. Io mi occupo in genere da tantissimi anni di diritto penale e diritti di famiglia, ma da molti anni, ed è una cosa che è un argomento che a me preme molto, sta molto a cuore, soprattutto la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo argomento che è molto poco conosciuto, che è quello della sottrazione internazionale di minori. Per sottrazione internazionale di minori si intende quando uno dei due genitori, contro la volontà dell'altro genitore o comunque di chi esercita la potestà genitoriale su questo bambino, lo conduce all'estero, in un paese straniero. Lo porta via, lo rapisce. Lo rapisce. Ecco, lei ha usato un termine molto appropriato dal mio punto di vista, molto dibattuto e molto discusso in giurisprudenza, e negli ultimi anni devo dire che c'è stato un rapido sviluppo in questi termini. Per fortuna anche da parte della giurisprudenza, non solo di Cassazione ma anche proprio di merito dei nostri tribunali, e devo dire che in Veneto i nostri tribunali sono abbastanza avanti, per fortuna, rispetto ad altri. Buona cosa. E su questo punto, che è quello di contestare anche il reato di sequestro di persona in casi di questo tipo, ma questo è un argomento ulteriore e diverso, però molto efficace. È un argomento di cui si sa poco e si parla molto poco, e sul quale in Italia ad oggi abbiamo una normativa, devo dire, a mio avviso davvero insufficiente a affrontare, contenere ed arginare questo problema e trovare ad offrire soluzioni reali a questo problema. Allora, il reato che ad oggi esiste è quello di sottrazione internazionale di minori, quindi, ed è disciplinato dall'articolo 574 bis del Codice Penale, che è un reato che prevede la reclusione da 6 mesi fino a 4 anni. Sto dicendo questo perché abbiamo negli anni fatto anche, io personalmente ho anche partecipato alla redazione collaborato alla redazione di alcune proposte di modifica legislativa, perché è un limite di pena davvero inadeguato alla gravità del fatto in sé, ed è un limite di pena che dal 2013, soprattutto quando c'è stata una riforma legislativa che ha innalzato la soglia minima di pena prevista per l'applicazione di alcuni strumenti, tra cui
le misure cautelari custodiali, tra cui l'uso di strumenti di investigazione che invece sono molto efficaci, in questo caso tipo le intercettazioni, è stato innalzato da 4 a 5 anni. Questo reato è rimasto fuori. Mentre altri reati, tra cui, non lo so, lo stalking per esempio, per dirne uno molto conosciuto, è stato fatto rientrare come previsione normativa speciale, il reato di sottrazione internazionale è rimasto fuori. È rimasto fuori e non ritengo che sia un reato meno grave, cioè, temo che ci sia la poca percezione anche dell'opinione pubblica ma anche della nostra politica e la poca attenzione sulla gravità estrema di questo reato, perché quando un bambino viene allontanato, spesso in tenera età, vengono distrutte delle famiglie, viene distrutta la vita dell'altro genitore, del genitore sottratto e di tutto il nucleo familiare sotto ogni punto di vista, e viene violato un principio fondamentale di un bambino, che è il diritto alla bigenitorialità. Un bambino che viene sottratto in tenera età è un bambino che non si può difendere, non può prendere decisioni autonome, certo non può prendere autonomamente e ritornare, ma neanche mettersi in contatto da solo con i genitori a cui è stato sottratto. Molto spesso in questi episodi il genitore che porta via il bambino, per usare dei termini che lo rapisce, che è un termine che apprezzo molto, che ha usato lei, è un genitore che molto spesso fa anche perdere le sue tracce per molto tempo. Per questo le dicevo, certi strumenti di investigazione tipo le intercettazioni di comunicazioni eccetera sono strumenti efficaci, perché efficacissimi, perché la cosa importante davvero in questi casi è quella di poter intervenire in tempi più brevi possibili. Ma questo avviene, avvocato? Corro perché purtroppo il tempo è tiranno. Questo non avviene. Allora, quello che io voglio dire è che intanto la cosa preoccupante, cioè i dati statistici del Ministero, che sono i dati ufficiali del Ministero della Giustizia, che quindi non tengono conto di tutto il sommerso, che in realtà è molto di più, ci segnalano veramente un fenomeno allarmante. Dal 2000, negli ultimi 20 anni, diciamo, grosso modo, ci sono stati più di 2600 casi di bambini sottratti. È la prima volta che sento questo numero, non so tu Pablo se l'hai ancora, cioè nessuno dice niente, questi numeri sono numeri. Un fisico, avvocato, la interrompo solo un secondo, mi ha detto: ricordati Mirella, quando parlano, se parlano di una cosa, fatti dare i numeri, perché i numeri sono chiarissimi e fanno capire la situazione. Se sono numeri veri, sono fondamentali. È questo? Il numero che io le sto dando è il numero dei dati ufficiali, ma in realtà stiamo parlando di numeri molto più grandi, perché moltissimi genitori comunque non denunciano, cioè si tratta molto spesso di casi che non passano ufficialmente per l'autorità. Però già il numero ufficiale che lei ha detto che abbiamo sono numeri... È un numero che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e sta continuando a crescere, ma perché crescono? Quello che crescono sono le unioni miste, ovviamente, e circa l'8% dei bambini sono bambini nati da unioni miste, quindi quello di cui ci occupiamo ovviamente sono i casi in cui uno dei due genitori sia italiano, e aumenta quasi del 2% ogni anno più o meno, a fronte poi di un calo di natalità invece di figli di coppie italiane con cui dobbiamo comunque fare i conti. Sentiamo anche, la interrompo un secondo perché volevamo anche sentire cosa ne pensa di quello che ha detto, poi continuiamo, avvocato Balbinot, Pablo Perissinotto, di questi numeri, di questi bambini. Poi ci lamentiamo se a 14-15 anni certi fanno quello che fanno, non tutti, io sono convinta che gli esempi positivi sono molto di più di quelli negativi, però quello ci fanno vedere. Assolutamente, e soprattutto sì. L'avvocato Balbinotto parlava della famiglia distrutta. Io penso che bene o male il bambino anche lui sente, lui capisce, tanto è vero che racconto, poi ti lascio la parola, di quel bambino di 4 anni, la racconto tutte le mattine quasi, che ha preso, era in pasticceria, 4 anni, ha preso il nonno per la giacca, ha detto: nonno, hai visto che c'è un Picasso alla parete?
come dice il nonno, un caso alla parete, e si viene a vedere nonno, perché la mamma questo bambino lo porta ai musei, gli spiega i quadri, lo porta a vedere le sculture. Questo bambino di 4 anni, visto che dicono che i bambini non capiscono niente, che sono piccoli, troppo piccoli, prendi il giochino che quello lo capisci, invece sono spugne che assorbono in maniera incredibile. Incredibile! Tu guarda quando hai un bambino piccolissimo, quando lo guardi, lui capisce lo sguardo che tu stai facendo, lo capisce benissimo. E già capisci se si fida o non si fida, se ha paura, se ti sorride, perché lui va oltre lo sguardo che tu pensi. Cosa dici, Pablo? Io dico semplicemente, facendo per confermare questa tua teoria, che io che faccio musicista, quindi sto molto a casa, mia moglie fa, come Mirella ben sa, la psicoterapeuta, sì, quindi che salutiamo, anzi. È fuori di casa molto più spesso rispetto a me, e questo periodo estivo che Rino, che ha 6 anni, non va a scuola, quindi al momento mattutino del centro estivo, poi me lo devo tenere io, e riscopro proprio questa enorme capacità, enorme qualità che ai bambini non si sfugge, no. Hanno una capacità di intercettare anche il disagio familiare, cioè mamma mia, è una cosa pazzesca, e quindi mi rimetto proprio nelle sue mani, perché è un indice che conferma la qualità anche anche a livello di comunicazione tra genitori, cioè i bambini vanno seguiti, e immagino proprio che quando parliamo di qualità familiare, e questo non vuol dire che metto dei veti sulla conformità o sulla qualità stilistica familiare, però i bambini sono estremamente intelligenti. Scusa un secondo solo, sai come funziona tu la trasmissione, perché abbiamo Ada da Mestre, se non mi cade la linea. Vai Ada. Ciao Mirella. Ciao. Scusami, intanto ti dico perfettamente i bambini che sono in tutta Italia. Sì. Allora, Mirella, i bambini, dito da Salvini l'altra sera in TV, i bambini in tutta Italia, digli all'avvocato, sono 4.000 con un business di miliardi. Prima cosa. Seconda cosa, tutti sti bambini, sai quanta questura sono andata a prenderli, vista per la televisione l'altro giorno, un bambino di 5 anni in casa, sono andate a prendergli 12 carabinieri, una cosa da sputtargli sopra. Mirella, sei l'unica, l'ho detto anche su forum l'altra sera, l'unica che vali come pubblicità, come tutto, come umanità, come intelligenza e come giusta lealtà. Gli altri fanno tutti i conti suoi, perché nessuno dice che tutti questi bambini sono stati presi con i 2 decreti della Meloni. Digli che quando ragionano coi piedi per terra, non con le mani in tasca pieni di soldi. Ciao Mirella, ciao scusami. Ada, grazie Ada, abbiamo sentito anche le riflessioni di Ada, funziona così la trasmissione, che è giusto ascoltare, poi ognuno fa le proprie riflessioni, i propri numeri. Allora continuiamo, poi andiamo dall'avvocato Balbinotto, vai. Questo bambino? No, stavamo appunto dicendo che in realtà bisognerebbe avere questa capacità di assecondare un po' il bioritmo dei figli. Loro sono capaci di, come dire, avere questa grande introspettiva verso quello che è il disagio familiare. Io mi affido molto a mio figlio, nonostante sia io l'educatore, e me ne rendo conto perfettamente, però non si può sfuggire a questa qualità fondamentale, primitiva dei bambini, che capiscono perfettamente qual è l'origine, insomma, la cosa di cui loro hanno bisogno, pur a volte venendo contro quelle che sono le loro esigenze. Loro hanno bisogno dell'accettazione, ed è lì un po', no, la sfida, perché l'accettazione
nei figli è una cosa che a volte può creare veramente dei danni incredibili, perché sono dei personaggi che riescono a suggestionarti, e lì è un po' il ruolo del genitore. Quando io mi metto di fronte a mio figlio, che ovviamente è un personaggio in cui converge tutto il mio amore, il mio amore è proprio più profondo, bisogna avere una grande capacità di anche essere capaci di contrariare le sue volontà ed essere capaci di, come dire, essere educatori veramente, che a volte è essere proprio contrario a quello che loro vogliono. Per fare questo bisogna essere presenti, però se non sei presente è inutile. Non è la quantità del tempo, è la qualità del tempo, della presenza. Un'altra cosa che riguarda mia moglie, e tu la conosci benissimo, è mia moglie non può parlarmi tanto dei suoi ragazzi, perché lei è specializzata soprattutto sui ragazzi. Lei mi dice solo una cosa, e questo lo posso dire anche qui in trasmissione, che i genitori che portano i ragazzi da lei sono la causa del motivo per cui portano i ragazzi da lei. Certo, è pacifico questo, non è mica colpa del bambino. Un parcheggio, no? Un parcheggio. Abbiamo Daniele da Vedelago, vai Daniele. Buongiorno, spero che il ministro Salvini mi stia ascoltando o vede la trasmissione, e spero che venga a Dueglia Veneti. Mi ha portato via mio figlio che ha distrutto la famiglia. E come a casa del Bosco e anche tutte le altre famiglie, e anche brava signora prima che ha parlato. A nonna non mi fa neanche vedere, dei 12 anni mi portiva mio figlio. Salvini, vieni in trasmissione che siamo per telefono qua, ti conto tutta la storia. Grazie Mirella e buongiorno agli ospiti. Ciao Daniele, grazie a te avvocato. Daniele, appunto la situazione è molto delicata, non se ne può parlare, sono problemi veramente grandi, però capisco anche Daniele che non riesce a vedere questo figlio, e anche la nonna che saluto, 92 anni, che loro guardano sempre questa trasmissione. Quello che non riesco a capire, parla una che ha provato però, avvocato, a capire cosa sta succedendo in certe famiglie. Quello che veramente non dimenticherò mai, ancora adesso me lo ricordo e mi fa venire i brividi, questo bambino, ragazzino, messo nella casa comunità con la mamma perché padre violento, che lui scappava e andava e lo trovavamo seduto nella sua casa. E alla domanda, ma perché stai qua? Tornava a casa, perché questa è la mia casa, diceva, io voglio stare qua. E allora io gli ho chiesto, ma perché vuoi stare qua quando sai benissimo quello che succede dentro la tua famiglia? Sai cosa mi ha risposto? L'avvocato mi ha risposto, è la mia famiglia, è il mio papà. Allora, o dobbiamo, scusi avvocato, o qualcuno qua si deve mettere in testa che dobbiamo lavorare sulla famiglia prima che succeda quello che sta spiegando lei, perché i segnali ci sono tutti e non possono sempre dare la colpa che non ci sono i soldi, che non c'è la possibilità di aiutare, perché non è vero. Il problema è che non sentono il problema perché non lo vivono. Allora, come la salute mentale, se tu non la vivi non puoi capire la bomba a orologeria, e queste bombe a orologeria sono i genitori di questi bambini che oltre a farsi del male tra di loro, ma sono grandi, e poi c'è questa creatura che non c'entra niente e lasceranno dei traumi incredibili a questi bambini. Prego avvocato. No, allora io sono assolutamente d'accordo con lei, è per questo che dedico tutto il tempo che posso e le energie che riesco proprio a sensibilizzare, a cercare dei canali per sensibilizzare l'opinione pubblica anche su questo tema come su molti altri, perché veramente il danno enorme che viene fatto ad un bambino è veramente molto poco considerato e molto poco, e invece si rovinano delle vite. Io poi ho recentemente avuto un caso che ho seguito in Ungheria, che sto ancora seguendo, che è questo che ho qua il giornale, esatto, oramai da 15 anni,
E, vabbè, adesso questa è una situazione assolutamente estrema, ma poi non così diversa da tante altre situazioni, perché poi questi bambini vengono intanto sradicati dal loro contesto, che non è solo il loro papà. Scusatemi se io dico papà, mi sto riferendo a fenomeni italiani, ma quando dico papà, che vuol dire anche mamma, ci mancherebbe. I dati statistici dicono che circa l'88% delle sottrazioni che avvengono in Italia sono ad opera della mamma e ai danni di un papà. È un dato che però va letto assieme ad un altro dato statistico che il 75% dei matrimoni misti circa sono tra un uomo italiano e una donna straniera, quindi è ovvio che sono due dati che vanno letti insieme. Comunque ci sono delle situazioni gravissime anche al contrario di mamme a cui sono stati sottratti i bambini. Anche qui poi dai dati statistici abbiamo anche proprio nazionalità, nel senso che nei paesi dell'est sono più le mamme, sono più le sottrazioni ad opera, invece se il cittadino straniero è di origine, non so, nordafricana, musulmana, sono più i papà ma questa è proprio una questione culturale. Anche di considerare proprio un bambino e di non avere la capacità. Ma come si fa a proteggere il bambino, avvocato? Perché noi continuiamo a parlare. Io ho seguito un caso dove io non sono neppure stata ascoltata dal giudice, assolutamente no. Ma perché non mi ascolti? Ma perché non posso dire quello che ho visto? Tu ascolta non solo i servizi sociali, la relazione dei servizi sociali, ma cos'è sta storia, avvocato? Io che ho vissuto, che ho visto, che posso dare la mia testimonianza, non vengo ascoltato. Il bambino, il ragazzino non viene ascoltato. Vale la relazione dei servizi sociali. Ma ci state prendendo in giro? Io capisco che ci voglia anche la relazione dei servizi sociali, ma io penso che le testimonianze, quelle vissute dalle persone come testimoni, devono esserci. Ma cos'è sta storia? Ma cosa fanno i processi in base a quello? E abbiamo visto cosa è successo poi, quei servizi sociali, che non è mica che siano proprio così perfetti come si pensa, anzi, a mio avviso proprio andrebbe modificato completamente. Ma poi questa bambina che io seguivo, è lei che ha pagato le conseguenze ed è tornata a casa, nella casa dove c'erano gli orchi. Questa è la verità. E allora, avvocato, cosa si può fare per proteggere? Perché parliamo di proteggere i genitori, ma i figli? Ma certo, nel caso di cui le stavo parlando prima, che è stato un caso veramente incredibile, questa mamma proprio aveva fatto perdere le sue tracce per 15 anni e questa bimba è stata ritrovata un anno fa circa, anzi un po' più di un anno fa ormai, dopo 15 anni. Questa bambina aveva... Chantal, esatto, era stata rinchiusa in una casa, cioè lei per 14 anni non era mai uscita da una casa, non aveva frequentato un amico, una scuola, non aveva visto un medico, non aveva... Ed era, come però molti di questi bambini, magari situazioni meno gravi di questa che le sto raccontando, ma completamente plagiata dalla mamma. Quindi per questo io le dico che l'intervento deve essere urgente, perché quando questi bambini poi vivono in queste situazioni di violenza psicologica terribile, per anni subiscono una tale alienazione parentale da parte del genitore che li ha, che sviluppano poi possiamo anche dire proprio un odio nei confronti del genitore, perché pensano di essere stati abbandonati, perché pensano che questo genitore li perseguitasse, perché per anni hanno avuto sempre e solo una versione dei fatti che li ha condizionati, e sono vite che non si riprenderanno mai più, purtroppo, mai più. Traumi talmente grandi. Pensate, vivere 14 anni in quelle condizioni. Allora andiamo a sentire anche la canzone La Stazione, visto che parliamo di partenze. La canzone molto bella, Dormi stanotte sul mio cuore, di Pablo Perissinotto. Ho 2 minuti, vado in bagno. Ce la fai? Sì.
neanche a dirmelo, non ti ascolta. Gli piace urlare e giudicare, decidere già che cosa sei. Ti chiama goccia e tu sei mare, e gioca a 1 contro 6, ma se solo ti avvicini e se ascolti almeno un po', sentirai che qui c'è un cuore ed è tutto quello che ho. Non è molto, forse niente, ma è una casa qui per te, perché tutta quella gente, quando è notte, poi dov'è? E allora ascolta questo suono impercettibile, rumore che fa casino più di un tuono. Dormi stanotte sul mio cuore, ma se solo ti avvicini e se ascolti almeno un po', sentirai che qui c'è un cuore ed è tutto quello che ho. Ma se solo ti avvicini e se ascolti almeno un po', sentirai che qui c'è un cuore ed è tutto quello che ho, ed è tutto quello che ho, ed è tutto quello che ho. Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in specified smoking areas. Leggetele bene queste parole e capite veramente questi gesti quanto importanti sono. È una canzone appropriatissima visto il tema che stiamo dibattendo in questo momento. Abbiamo Elio da Vazzola. Ciao Elio. Mirella, intanto un saluto a tutti e mi scuso, spero che il mio intervento sia... Ho acceso da poco la televisione, mi pare di capire che stiamo parlando del disagio giovanile. Non solo, sottrazione di minore. Ecco, non so se è consono. Era una considerazione su un articolo che ho letto proprio stamattina sul giornale e parliamo di quel caso dei dentisti che poverini sono stati massacrati di botte per il furto da parte di questi giovani e sono stati anche catturati per fortuna e così. Però una domanda io mi faccio, e se è vero, e prendo con le pinze quello che hanno detto, questi ragazzi avevano prestato dei soldi a questi delinquenti e questi hanno dichiarato che hanno pagato anche degli interessi, sebbene pochi. Io credo che moralmente i genitori, per carità, tutta la solidarietà per quello che hanno subito,
però bisogna farsi delle domande, perché oggi comanda solo Dio denaro. Cioè, io le dico, nella mia vita, quando ho avuto bisogno negli anni 80, ho dovuto chiedere in prestito a dei parenti dei soldi, ho pagato interessi, perché allora gli interessi erano veramente altissimi e giustamente questi qua andavano a perdere. Però dopo nella mia vita ho aiutato altre persone, non ho mai chiesto un centesimo di interessi, a volte li ho anche rimessi, a volte ho detto di no perché non era il caso di darli a determinate persone, a volte li ho dati. Una volta un mio cugino, in cambio di qualche prestito che mi ha regolarmente tornato, per gli interessi mi ha portato magari un pollo, ecco, giusto per riconoscenza. Questo è il massimo che ho avuto. Cioè, io capisco le banche, capisco questo, ma che dei ragazzini si facciano dare degli interessi per prestare a dei conoscenti 4 soldi, qualcuno si deve fare delle domande. Certo. Moralmente, cioè, saranno famiglie, siamo anche i figli di famiglie benestanti che stanno bene, però di morale c'è qualcosa che non funziona. Dobbiamo mettere a posto le cose. Grazie a tutti e scusi Ma no, ci mancherebbe, non chiedete scusa, la faccio per voi la trasmissione. Grazie a Elio. Elio ha aiutato anche i veneti schiacciati dalla crisi, lo dico perché se lo merita, ed è giusto capire anche quello che ha detto Elio, e poi ne parleremo anche con Pablo e con l'avvocato Balbinotto, perché a me sta paghetta, a me dà anche fastidio la paghetta al bambino, e qua è paghetta, cioè cominciamo con la paghetta a 8-10 anni e non ne finiamo più. Se dai la paghetta però devi seguire anche bene la paghetta, penso io, perché poi con questa paghetta a 10 anni si fanno le canne, così è scritto, e così hanno detto gli addetti ai lavori, 10 anni, 11 anni bevono gli spritz, giocano d'azzardo 10-11 anni. Tanto qual è il problema? Qual è il problema? Trovo dove voglio, gioco anche a casa, 10-11 anni e la canna, e non va bene così. Scusa, questa è la verità. Allora continuiamo, concludiamo con Pablo, poi andiamo dall'avvocato Balbinotto. Io vorrei riallacciarmi a questa tua provocazione dei 10-11 anni. Allora, io sono stato giovane, adesso ho 50 anni. E sono stato giovane negli anni in cui essere antagonisti era una cosa che dava molta soddisfazione. Io sono figlio del rock and roll certo. e di tutti quei movimenti antisociali, anche se vogliamo stilistici, antisociali. Io sono figlio del punk e quando io avevo 16 anni, 17 anni, ci facevamo le canne, ok? Lo dico con serenità perché è la verità, insomma, poi è una fase della vita, però non ho mai avuto i miei genitori partecipi di questo proposito, anzi mia madre quando mi dava la paghetta mi diceva sempre: io ti do i soldini, però che uso ne fai? E io gli mentivo, perché in realtà poi magari, hai capito, andavano per la canna o per lo spritz, come dici tu, però era una cosa in cui vedevo anche un po' una sorta di inconsapevolezza del genitore che si fidava del figlio, e poi il figlio subentra per una questione generazionale, non è una questione che i genitori riescono sempre a regolamentare. Attenzione, perché io sono stato figlio dei miei genitori, ma soprattutto sono stato figlio di un passaggio generazionale molto importante, di cui i miei genitori non avevano la capacità di gestire totalmente, perché nei miei anni, negli anni 90, c'è stata un'esplosione di tanti percorsi. Poi cosa è successo? Compresa la droga, l'eroina, ne parliamo. Quello che voglio dire è questo. Cosa è successo? È successo che la mia parte di fase un po' così persa, trasgressiva, ma la trasgressione la userei con... la trasgressione è una cosa che tu fai con grande consapevolezza. Io invece non avevo questa grande capacità. Però cosa succede? Succede che poi, finita questa fase giovanile, ritornano i messaggi dei miei genitori, di cui
da lì in poi ne ho fatto veramente tesoro. Sì, però vedi, io ti ho ascoltato. Questa è un po' la cosa che io voglio dire. Vedi, sì, però Pablo, il problema è che tu avevi i genitori. Esattamente. Là tu tornavi a casa e questa è la cosa che io voglio dire. Questa è la cosa che voglio dire. E su tutte le questioni riguardanti l'identità, il genitore ha un ruolo ed è lì che voglio tornare. Se il genitore perde questo compito, che non deve essere dettato dalle regolamentazioni patriarcali, non autoritario ma autorevole. Esattamente, ma deve essere il ruolo del genitore. Poi io sono convinto del fatto che torna questa cosa. Torna. Avvocato, sentiamo come commenta, prego avvocato. No, su questo sono d'accordissimo con lei. È un discorso molto complesso in realtà. Quando lui diceva io sono stato... Ha perso il microfono, avvocato? Dove è andato? No. Eccolo qua. Siamo? Mi sentite? Quando lui diceva io sono figlio di un cambio generazionale. Ok, brava. Che è anche vero, a cui forse i suoi genitori non erano preparati, questo mi pare di capire, o comunque non conoscevano. Allora, io penso che oggi sia diverso. Sì, ma che questo valga all'ennesima potenza, perché oggi i genitori e questi ragazzini si trovano davanti davvero, cioè a vivere una realtà a cui i genitori sono assolutamente impreparati perché non la conoscono. Sto parlando di ragazzini che vivono questi ragazzini digitali, nel senso... E questa è la realtà in cui vivono. Il maligno dentro casa hanno. Mio figlio è tranquillo a casa sulla poltrona col suo cellulare, sì, ma tu sai cosa sta vedendo tuo figlio e dove sta chattando. Questa è la contemporaneità. Questa è la nuova... Loro hanno degli strumenti contro i quali i genitori non hanno capacità, sono più impreparati, ma non hanno nemmeno, anche volendo e anche mettendoci tutto l'impegno, molto spesso degli strumenti. Non sono mica convinta, sa, avvocato, del tutto, cioè in parte, nel senso, le regole ad esempio dell'orario. Prendiamo l'orario. Allora, tu sai che in questo momento ci sono questi problemi a certi orari anche del giorno e della notte. Tu sai che tuo figlio rientra alle 3-4 della mattina? No, non lo so. Come fai a non saperlo? Come fai a non saperlo? Allora io l'ho provato chiamando con le forze dell'ordine, perché io ho fatto sulla strada questa, perciò posso dirlo, a Jesolo. Chiamavamo le forze dell'ordine, prendeva questa ragazza ubriaca, fradicia, 15 anni, sì, vestita in maniera incredibile, non importa perché è l'età. Chiamavo i genitori. Se la risposta dei genitori, avvocato, qual era? Portatela a casa. Portatela a casa. Aspetta, dov'è sua figlia, signora? Dov'era sua figlia? A casa dell'amica. Quale amica, signora? Nome e cognome, per cortesia. Le forze dell'ordine prendevano. Ah, non so mica io, un'amica. Cioè, ma tu ti rendi conto quanti genitori di questi ci sono che non vogliono vedere perché diventa un problema l'orario per loro, perché non sono liberi di fare quello che vogliono fare, che non devono controllare perché sennò mi metto in gioco se controllo e io non voglio mettermi in gioco perché diventa un problema e se scopro un mio fallimento vuol dire che sono un fallito come genitore. Hai capito? E questi genitori che lo sanno, questi bambini, ma come fai a avere il fidanzatino a 12 anni? Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, dobbiamo Pablo, inutile parlare, bisogna rimediare perché sennò ce li troviamo e ti uccidono il ragazzo. Ma insomma, aspetta, avvocato, cosa dice? Perché veramente bisogna agire. Ma io sono assolutamente d'accordo con lei, stavo parlando proprio di un'altra problematica, di un altro fenomeno. È chiaro che il ruolo dei genitori è il ruolo che deve dare delle regole, che i figli trasgrediranno in misura più o meno importante, ma che il ruolo del genitore e della famiglia è fondamentale. È fondamentale nel momento in cui... Aspetta che finisca l'avvocato, poi do la parola a te. Prego. No, continui, avvocato. Stavo parlando di un altro fenomeno, cioè degli strumenti che i genitori oggi hanno contro
alcuni tipi di realtà e di situazioni che sono legate poi al mondo del web. Mi riferivo proprio ad un'altra cosa. Le regole, certo che la presenza dei genitori... Ma non puoi avere in camera, avvocato, ma non puoi avere in camera il computer, il cellulare a una certa età, non lo puoi avere, non lo puoi avere in camera, perché ma questo è il problema, cioè io genitore posso anche rendermi conto o, voglio dire, essere, non so, esercitare un controllo sugli orari di rientro, il denaro che ha a disposizione mio figlio, come lo spende, come non lo spende, questo fanno parte delle nostre... Ma esiste tutto un altro mondo, che è quello a cui mi riferivo prima, su cui i genitori purtroppo non hanno gli strumenti per poter controllare sempre meno, cioè sta andando ad una velocità tale che è impossibile. Ma qual è l'altro mondo, avvocato? Ce lo spieghi? Qual è l'altro mondo di cui lei sta parlando? Che sta andando velocissimo. Qual è il mondo che sta andando velocissimo? Virtuale, il mondo questi... Ma il mondo virtuale deve avere lo strumento per usarlo, però io ti tolgo lo strumento, ma non puoi. Non credo sia... Allora, non credo sia quella la... E cosa fai? No, nel senso che l'unica cosa su cui veramente devo assolutamente... Abbiamo pochissimo tempo, perché mio figlio, io ho un figlio di 17 anni e un figlio di 7 anni, sono passati 10 anni tra un figlio e l'altro e vedo due generazioni completamente diverse. Mio figlio di 17 anni, come dire, a un certo punto, e sto parlando già da un anno a questa parte, che ha interrotto un percorso di comunicazione molto felice, perché ovviamente lui sta percorrendo si è come dire, aperta una strada collaterale alla mia, e dove io quello che potevo fare mi rendo conto che già sono in ritardo, perché lui ormai sta intraprendendo un fattore di amicizie, di rapporti con i social, ma di tutto quello che tu non puoi interrompere. È una cosa difficilissima. I genitori, qual è il problema, secondo me? È quello di capire che in realtà il ruolo da genitore, rispetto forse magari a qualche anno fa, si interrompe molto prima, perché i ragazzi hanno una libertà che una volta non avevano rispetto a tutti i componenti che sono collaterali alla vita sociale, che è quello di intraprendere delle nozioni anche dai social che una volta non c'erano. Quindi noi o diamo delle basi in tempo utile, sono queste a 16 anni partono ma si chiama prevenzione, la devi fare prima, la devi fare prima la prevenzione, non dopo. Che ho dato a mio figlio a 16 anni ha avuto un suo ruolo, perché poi partono, vanno con gli amici, vanno con internet, c'è un mondo. Ma a 16 anni, ma non lo puoi fare a 12, a 10, vuoi capirla che non puoi dare questi strumenti a 10 anni, perché sennò a 16 non sai più dove andrà. Tu devi fare prevenzione prima, devi farla dall'asilo la prevenzione, ma con strumenti, con persone preparate, non che queste maestre... Sono i genitori, le persone preparate. E a scuola che abbiamo le maestre che fanno le educatrici, ma basta, ma dai. Questi bambini a 6 anni, io vedo quando li intervistiamo, ma è una cosa incredibile come si esprimono. Ma ti rendi conto come si esprime un bambino di 6 anni? Mio figlio ha 6 anni e quando gli nego qualcosa lui mi dice io ho diritto. Cioè io ho diritto, io ho diritto, ho cominciato a usarlo a 20 anni, il termine diritto. È una cosa incredibile. Ma ti ho detto che a 4 anni hai riconosciuto il Picasso, cioè loro incamerano quello che tu fai a casa, quello che tu gli dici, perché e basta. Ma lui è curioso, hai capito? Non puoi farlo a 16 anni e dire a 16 anni non ho capito dove va mio figlio. Io a San Patrignano da 2 sabati che vengono qua, le mamme che hanno provato, che sanno cosa vuol dire, sono loro che si mettono in gioco, che hanno sbagliato, lo dicono loro. Non volevo vedere, a 11 anni io non volevo vedere, non volevo capire, lo dicono loro. Allora diamo la colpa ai ragazzi? Ma non diamo la colpa ai ragazzi. No, ma tanti danno la colpa. Ma scusa Pablo. Tra il linguaggio dei 2 figli, mio figlio che ha 7 anni usa un linguaggio che non usava
mio figlio che ne ha 17 Ma certo, alla stessa poi sono età. due generazioni diverse. Sono delle generazioni che si stanno velocizzando. Ma devi controllare ancora di più e allora devi controllare ancora di più, perché il pericolo ce l'hanno dietro l'angolo. Hanno anche, Mirella, ti voglio dire, delle qualità. Certo. Ma io ti ho detto, si aggiungono delle qualità. Ma guarda che sono più bravi i ragazzi di quelli meno bravi. Mio figlio di 7 anni parla di ambiente, ha sensibilità verso certe questioni. Mio figlio di 7 anni parla di rispetto verso le donne, perché lui ha immagazzinato il concetto. Di tua moglie. Mia moglie, ma noi gli diamo che cavolo. Hai capito che genitori hanno questi ragazzi? E abbiamo la possibilità un padre cantautore, una madre psicologa, capisci bene che avete seminato ragazzi, il problema è andiamo da quelli che non seminano, perché quelli che seminano. Voglio solo considerare la teoria che i figli di adesso, per quanto possano essere assoggettati a delle problematiche molto imminenti, molto oggettive, però hanno delle grandi possibilità. Certo, veramente. Sì, ma non li ascoltiamo, vuoi capirla? Che non li ascoltiamo. Quelli che dovremmo ascoltare, che sono anche qui creativi, poi sono dei creativi numero, io li ho qua perché li invito, e non vengono ascoltati. Quel ragazzo che mi dice, sai Mirella, poi gli ho detto, guarda che bello, che ben vestito che sei, mi guarda, sei sicura? Sì. Sei la prima che me lo dice. Questa mattina a scuola l'insegnante mi ha detto, dove vai vestito così, vai a cambiarti. Ucciso. Ma capisci? Ma capisci? Per loro è un fallimento, questa frase lo uccide, perché lui stava facendo vedere la sua creatività, che poi era anche bello, non ho capito questa qua, ma vai a cambiarti. Ma ti sembra che un insegnante possa dire sta roba a sto ragazzo? Ma ve lo dicono qua a Mirella? Cioè hai capito come funziona? Chi sono quelli fragili che poi riescono poi la rabbia che esce. Avvocato, ormai adesso sentiamo l'avvocato però Pablo, perché ha diritto anche di parlare di questo rapimento che non conosciamo, lei ha dato dei numeri impressionanti e soprattutto le difficoltà poi di far tornare questi, ma non si sa neanche dove sono. No, allora molto spesso questi genitori che sottraggono questi bambini fanno, come dicevo anche prima, fanno perdere le loro tracce, cioè interrompono proprio i rapporti e impongono a questi bambini di interrompere completamente i rapporti dall'oggi al domani con non solo l'altro genitore, ma il nucleo familiare di provenienza, con gli amici, la scuola, l'ambiente in cui sono cresciuti. I dati ci dicono che rientrano meno della metà, certe volte meno di un terzo dei bambini che sono stati sottratti. Il rientro è molto complicato e comunque per quelli che rientrano raramente abbiamo tempistiche inferiori ai 2-3 anni per il rimpatrio. Vabbè, qui il discorso sarebbe lunghissimo, è anche un discorso proprio anche di rapporti diplomatici tra stati e di burocrazia. Ci sono dei paesi ovviamente più collaborativi, altri molto meno collaborativi. Io adesso sto seguendo proprio in questo periodo un caso di una bambina portata da una mamma colombiana in Spagna e ho scoperto che la Spagna è un paese sempre meno collaborativo. Per esempio dal Ministero mi dicevano che, e questo mi ha sorpreso, però l'ho appurato, però pensavo fosse una difficoltà legata al caso che stavo seguendo io, in realtà mi dicevano dal Ministero che la Spagna ormai è paragonabile ai paesi dell'Est Europa come collaborazione, sta diventando un rifugio per molte di queste mamme anche sudamericane che portano via i bambini e appunto questa difficoltà di rapporti per esempio con la Spagna è stata anche recentemente portata su un tavolo internazionale, per dire, quindi dipende, però sono procedure lunghe, complicate. Io devo dire che molto spesso so che molti colleghi, non io ma so molti colleghi, il primo consiglio che danno
quando un genitore si rivolge a loro per problematiche di questo tipo è vai, riprenditi il bambino e riportalo a casa perché è la storia più bella. Il problema è che questa tempistica che è veramente lunga confligge con i diritti fondamentali di questi bambini, perché più il tempo passa più si radicano i danni emotivi e psicologici che vengono fatti su questi bambini, e quindi che diventano sempre più... Poi diventa uno strumento questo bambino, no? Non diventa più per colpire, soprattutto colpire, non te lo faccio più vedere, non te lo faccio ascoltare. Ma guardi, un bambino strumentalizzato è un problema che esiste non solo in questi casi, perché anche esiste molto spesso anche in separazioni tra genitori che poi restano anche a vivere anche vicini, per dire, no? Cioè quando c'è conflittualità tra genitori in genere nelle separazioni, purtroppo sono i bambini che pagano il prezzo, perché i bambini molto spesso vengono strumentalizzati. In casi come questo molto spesso non è neanche la strumentalizzazione del bambino come avviene in alcune separazioni, è proprio un concetto, almeno per la mia esperienza, di convinzione di uno dei due genitori che il bambino sia suo, cioè una forma di possesso, perché poi non è che lo strumentalizzano, perché non è un ricatto o non è un fare un dispetto all'altro genitore, è proprio l'idea che il bambino sia solo suo e solo lui abbia diritti su questo bambino, e che il bambino non abbia né diritti né esigenze diverse da quello del crescere solo con quel genitore, e che non abbia invece un diritto inviolabile. E così si fa ancora più del male al bambino. Certo. Questa è la verità, la fragilità viene ancora più colpita. I bambini sono le vittime principali sempre in queste situazioni, purtroppo, ma non ci si rende conto che molte di queste situazioni poi diventano irrimediabili, purtroppo. Cioè indietro non si torna mai, il tempo che si perde è perso, e i danni che un bambino ha subito, il prezzo che un bambino abbiamo fatto pagare è enorme. Non glielo possiamo più restituire. Avvocato, il tempo è terminato, come ci saluta? Intanto la ringrazio per questo invito e l'opportunità che mi ha dato, ringrazio anche Pablo per gli spunti di riflessione che mi ha dato, e io vi saluto facendo appunto un appello veramente alle istituzioni e anche alla nostra politica, che ho trovato peraltro anche in molti casi, anche devo dire molto collaborativa e disposta ad ascoltare, che questa tematica, come altre, ma insomma a me questa sta a cuore, venga considerata di più, anche proprio da un punto di vista legislativo, si dia più spazio, se ne parli di più, si sensibilizzi di più, perché sono numeri che fanno riflettere. Esatto, e si tutellino molto di più questi genitori che un'altra tematica di cui non ho parlato, ma che si trovano ad affrontare, per carità sarà forse per certi versi anche il minore dei problemi, ma anche dei problemi economici importanti, perché tutte queste situazioni comportano un impegno e una disponibilità economica che molti non hanno. Ecco, un'altra delle tematiche, per esempio, che noi avevamo inserito in questa nostra proposta di modifica legislativa è che per molti reati è previsto che le persone offese siano comunque ammesse, a prescindere dai limiti di reddito, al patrocinio a spese dello Stato, no? E per questo non è invece per questo tipo di reato, ma è un reato che comporta purtroppo, cioè sono persone che sono veramente rovinate anche dal punto di vista economico, perché è un impegno di spesa in Italia, all'estero, legali all'estero, viaggi avanti e indietro continuamente. Se non sei proprio forte economicamente diventa un problema. Diventa un grosso problema. Grazie all'avvocato Chiara Balbinotto di essere stata con noi, mentre Pablo Perissinotto si ferma ancora un pochino perché dobbiamo far vedere ancora altri video. Pubblicità. Grazie avvocato.
Ciao, io sono Ilario, facevo straordinario, fuori busta, fuori orario, come Muraro, ma poi un giorno mi sfracello, cado dall'impalcatura, per mia moglie, per mio figlio, da quel giorno è molto dura. Mi chiamo Nicolai, era in Italia senza moglie, senza bambini, grazie alla Bossi-Fini. Io lavoro a tanti anni per permessi di soggiorno, ma al lavoro io crepai, mi scoppio in faccia l'altoforno. Per fortuna lavoriamo e così stanchi riposiamo, e anche se prendiamo la macchina non ci schiantiamo, perché siamo le morti bianche, è l'unica cosa vera, è che moriamo tutti i giorni e non solo sabato sera. Sono Adelmo e forse sono il più coglione. 30 anni al petrolchimico, neanche un anno di pensione. Mi bastava fare nonno, giocare con la mia Lucia. Mi stronco un male ai polmoni, mai fumato in vita mia. Io mi chiamo Silla Isiaka e sono nero d'Africa nera, sempre lavorato a nero, per questo io incazzato nero, mentre io puliva i fossi sulla statale del Santo, me investito cazzo camion, io da nero a morto bianco, per fortuna lavoriamo e così stanchi riposiamo, e anche se prendiamo la macchina non ci schiantiamo, perché siamo le morti bianche, è l'unica cosa vera, è che moriamo tutti i giorni e non solo sabato sera. Per fortuna lavoriamo e così stanchi riposiamo, e anche se prendiamo la macchina non ci schiantiamo, perché siamo le morti bianche, è l'unica cosa vera, è che moriamo tutti i giorni e non solo sabato sera. La 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 Pablo Perissinotto ha voluto veramente mandare e far ascoltare questa canzone, visto il numero di morti sul lavoro che abbiamo, Pablo, e soprattutto so che tu sarà un'altra canzone dedicata agli operai dell'Electrolux e ci lascerai con questo messaggio che vuoi dare. Prego. Sì, assolutamente sì. Io sono un ex operaio, e quando dico ex operaio vuol dire che ho lavorato 25 anni in una fabbrica, quindi conosco tutti quelli che sono, diciamo così, le dinamiche di un operaio, di un dipendente. Io sto vedendo il disagio che stanno passando tutti gli operai dell'Electrolux, dallo stabilimento di Susegana fino a quelli di Porcia e di Ancona. Ho fatto un pezzo dedicato a loro, ma l'ho fatto veramente col cuore, senza assolutamente secondi fini, perché mi sento veramente preso in causa, perché riesco talmente tanto ad empatizzare con la loro speranza, con la loro
con i loro bisogni, che sono i bisogni di tutte le persone normali di questa nazione, e gli voglio augurare il meglio e spero veramente per loro che si possa risolvere questa questione. Voglio solo dire che sono veramente vicino a questa lotta operaia dei lavoratori della Electrolux, nient'altro. Grazie a Pablo Perissinotto di essere stato con noi, cantautore e attore, grazie mille, buona giornata, e noi adesso andiamo a vedere questo video M9, pallone mondiale calcio. Andiamo a vedere e poi sentiamo l'ospite che è veramente graditissima, che è la presidente e la direttrice del museo M900. M9. Tardelli ha raddoppiato. 11 luglio 1982. L'Italia batte la Germania 3-1 ed è campione del mondo per la terza volta. Il paese esplode in una gioia collettiva. Questo il pallone che ricorda quell'episodio. Pertini è legato a quel momento in modo indelebile. Già dopo il gol di Tardelli scatta in un'esultanza irrefrenabile. Dopo il terzo gol di Spillo Altobelli si volta verso il re di Spagna e gli dice: non ci prendono più, non ci prendono più. Il paese si ricorderà di Pertini, forse più della vittoria della Coppa del Mondo. E chi non si ricorda di questa mitica partita a scopone scientifico sull'aereo presidenziale con la Coppa del Mondo sul tavolino tra il presidente Pertini, Berzot, Causio e Zoff, poco prima che Pertini si imbufalisca con il capitano Zoff perché non ha giocato per tempo il Sette Bello? Un pallone di calcio è anche un simbolo di identità nazionale, perché questo pallone che vedete qui, prestito straordinario del Museo del Calcio di Coverciano, è il pallone celebrativo del Mondiale 1982 in Spagna che l'Italia ha vinto durante la presidenza Pertini. È un pallone firmato da tutti i calciatori di quella mitica nazionale ed è assolutamente imperdibile. Venite a vederlo entro il 31 agosto qui in M9 Museo del Novecento. E ringrazio e saluto la dottoressa Serena Bertolucci, direttrice M9, Museo del Novecento. Buongiorno, finalmente mi ha mandato i video, direttrice, che contenta sono, che contenta sono. Grazie direttrice. Buongiorno e grazie dell'invito, è sempre bello passare di qui, e tra l'altro, se posso dire, mentre aspettavo ho seguito il blocco precedente, no? Con questa memoria delle vittime sul lavoro. Ed è molto importante, sa, perché noi facciamo storia, no? Sì. Anche il pallone dei mondiali di cui adesso parleremo è storia, però la memoria è un'altra cosa, è etica, ci coinvolge ed è un'operazione importante, perché attraverso la memoria noi facciamo passare la storia. E quindi l'operazione che avete fatto stamattina è un'operazione di memoria che ci riguarda tutti e che potrebbe far parte di M9, del museo che fa storia e memoria, perché adesso invece torniamo al filmato del pallone dei mondiali, no? che è arrivato ad M9, perché la storia si fa in tanti modi, no? E noi in questo momento, le ho mandato il video, la facciamo con un pallone da calcio che è arrivato in museo, starà qua fino al 3 di agosto, per un periodo particolare, perché l'11 luglio che sta arrivando è l'anniversario della famosa vittoria dei mondiali dell'82, che insomma tutti noi ricordiamo. Direttrice, quello che però traspare è che forse dobbiamo seguire ancora di più quello che è il futuro benessere dei nostri ragazzi, dei nostri bambini. E io lo dico tutte le mattine e trovo d'accordo quasi sempre tutti gli ospiti che la cultura salverà il mondo. E la cultura la faranno i nostri ragazzi, adesso bambini, adolescenti, futuri uomini, futuri politici. E loro i messaggi li mandano molto chiaramente. Basta vedere quanto partecipano ai concerti, lo dicevo anche prima, tutti i giorni, e non vanno con la pistola o col coltello, vanno ad ascoltare la musica, le parole delle canzoni che per loro sono fondamentali, importanti. Ecco, quanto è importante, io spero che qualcuno lo capisca, direttrice, perché sennò non ne andiamo mica fuori, investire sulla cultura, sulla famiglia, aprire i teatri, i musei. Abbiamo
questo ossigeno che è la cultura, che la respiriamo da tutte le parti nel nostro paese, ma molte volte tutto chiuso, tutto a pagamento, non c'è tempo, non abbiamo il personale, non ci sono soldi. Io ieri ero ad Asolo e avevo questo sindaco amareggiato che non riusciva a ricostruire la storia di Asolo, questi edifici meravigliosi che la storia fortunatamente e i grandi mecenati ci hanno lasciato. Prego, direttrice. Beh, intanto se il sindaco di Asolo ci ascolta, noi siamo a disposizione per dare una mano. Bene. Quindi se vi contatta, volentieri, ecco, la ricerca storica lo sosteniamo noi naturalmente con le nostre capacità e senza chiedere del denaro, quindi siamo a disposizione, perché anche questo è il ruolo del museo. E no, e poi quello che dice, ma la seguo e sento che lo dice spesso, e questo suo interesse per la cultura e per i ragazzi è fondamentale. Ha identificato un problema che c'è e che ha due facce, no? Da una parte il fatto che comunque mantenere la cultura costa, ma dall'altra parte è che è necessario, questo lo dice anche la nostra Costituzione, dare l'accesso a tutti, no? Alla cultura. Quindi per esempio noi ci inventiamo delle cose tutti i giorni, per esempio M9 ha i laboratori sospesi. Che cosa sono i laboratori sospesi? Sono dei laboratori che sono già completamente pagati e spesati a disposizione delle scolaresche che stanno in zone che magari non possono permetterselo, quindi noi addirittura paghiamo il biglietto dell'autobus per queste scolaresche, proprio perché siamo profondamente convinti di quello che dice lei. Adesso ce ne stiamo inventando un'altra, non più, diciamo, le sponsorizzazioni, non cerchiamo più sponsorizzazioni così tout court, ma cerchiamo persone che vogliano sostenere il costo di un'apertura giornaliera del museo, in modo che quel giorno lì il museo sia completamente gratuito, perché lei ha centrato il problema. Se noi non siamo capaci a condividere il patrimonio, le cose belle, la storia, anche la storia del paese, della nostra città, non riusciamo ad andare avanti. Diciamo spesso, no, la cultura, la bellezza salveranno il mondo, ed è vero se ci affidiamo a loro, ma credo che adesso in questo momento tutti noi dobbiamo fare ancora un altro passo, cioè dobbiamo essere anche noi a salvare la cultura, e quindi noi insomma ci proviamo con tanto entusiasmo. Facciamo per esempio anche tanti concerti gratuiti, ieri ce n'è stato uno che ha avuto tanto successo. Ecco, i musei devono pensare davvero di essere dei pezzi importanti, no, della vita delle nostre città, e soprattutto di essere a disposizione per dare lo spazio ai giovani. Un'altra cosa, in questi giorni fino al 23 di luglio ci saranno esposte in M9 anche opere di giovanissimi artisti. Altra cosa importante, sì. Se noi vogliamo che i giovani si avvicinino all'arte, dobbiamo anche dargli lo spazio poi dove esporla, perché se poi tutti chiediamo, no, abbiamo delle richieste un po' fuori che i giovani artisti non possono soddisfare, come facciamo? Anche l'arte non va avanti. Quindi ecco, chi ha voglia in questi giorni può anche provare a vedere come vedono il Veneto 15 giovani artisti, e devo dire che è una cosa molto interessante. Guardi, io ieri ero proprio ad Asolo, e c'erano questi ragazzi seduti all'esterno di questa meraviglia che è il Castello Regina da Cornaro, che disegnavano, ragazze e ragazzi, e io e il sindaco li abbiamo salutati, loro educatissimi, anzi hanno anche sorriso, hanno gradito molto questo saluto del sindaco, perché hanno capito che il sindaco è presente, ha messo a disposizione questi spazi, perché loro con questi spazi sono venuti non solo dall'Italia ma anche dall'estero, hanno riempito Asolo, le case anche di Asolo. Perché? Perché questi ragazzi hanno capito l'importanza della cultura e della storia. Ecco, questo paese dai 1000 orizzonti, non 100 ma 1000, io ieri non sapevo più dove girarmi a guardare, ad ammirare questi paesaggi meravigliosi che vedi, assieme a questi ragazzi che seduti per terra, non su comode poltrone, li vedevi tranquilli, creativi, distesi, ma forse non abbiamo capito, ecco, lo spazio, hanno bisogno di spazio, di natura. Prego, direttrice. Certo, e l'altra cosa che
cioè lo spazio è necessario come momento di espressione, hanno bisogno anche che venga parlata un po' la loro lingua, no? Perché io dico spesso tra colleghi, ma se noi diventiamo noiosi, io poi la sento forte questa cosa perché ho un figlio di 16 anni, quindi capisco la differenza di linguaggi, di tempi, ecco, se noi non parliamo anche la loro lingua è un po' difficile, no, che ci comprendiamo. E poi secondo me l'altra cosa importante è questa, cioè che non c'è una cultura alta e una cultura bassa. Cioè c'è cultura, bellezza, curiosità in tutte le cose. Le dico, noi adesso lavoriamo intorno a questo pallone da calcio che ci ha prestato il Museo di Coverciano, no? È semplicemente un pallone, non è Leonardo da Vinci, è un pallone, ma questo pallone in questo momento ci sta aiutando a fare delle cose bellissime, come per esempio, altra cosa che secondo me è fondamentale, riavvicinare le generazioni. Questa storia dei mondiali dell'82, abbiamo i nonni che le raccontano ai nipoti che non hanno mai visto un mondiale di calcio, perché purtroppo diciamo che negli ultimi anni non c'è andata bene. Poi cosa sono stati quei mondiali lì? Sono stati anni importanti, quindi gli oggetti che portano con sé delle storie, ma guardate che questo vale anche con le cose che tutti abbiamo in casa, un ricordo della nonna, un quadro, ma sono oggetti che ci aiutano a raccontare delle storie e a riconoscerci e quindi a tramandare la memoria. Poi i ragazzi e le ragazze sono molto svegli, sono curiosi, e sa qual è la cosa? Che noi dobbiamo essere noi politici all'altezza delle loro aspettative. Siamo noi che non dobbiamo deludere, e io sono sicura che se ci poniamo in un rapporto costruttivo e se mi permette anche allegro con loro, avremo dei risultati meravigliosi e noi questo lo vediamo spessissimo al museo. Più apriamo lo spazio ai giovani, più riceviamo ricchezza, ma in senso bello, contenuti, modi di vedere, iniziative. Avremo anche dei giovani artisti che faranno delle performance qui da noi. È difficile trovare lo spazio per questi giovani anche per suonare. Non so, ci sarà una violinista che suonerà qui fuori, sempre tutto gratuitamente, oppure una danzatrice che avrà, insomma, davvero capire che non per retorica, ma la cultura è di tutti ed è l'architettura delle persone, quello che ci rende e che ci aiuta a essere migliori, ma davvero bisogna che ci crediamo e bisogna che operiamo per questo. Ma vedo che lei insiste molto e quindi so che comprende quello che dico. Sì, non mollo di sicuro. Vede, direttrice, io l'ho sentita e l'ho ascoltata molto attentamente. Lei ha usato una parola, allegria. È una parola che si sente pochissimo e la ringrazio di averla usata. Pochi giorni fa ho sentito un'altra parola, nostalgia. Ed ecco perché abbino le due parole. Arrivo al museo e sento la nostalgia del passato, però vivo l'allegria del futuro e del presente. Questo deve fare la nostalgia di rivivere certi momenti che rivivi nei musei, che rivivi con la cultura, con l'allegria però del presente, non con la monotonia o con la noia. Ecco, la ringrazio perché questa parola allegria io non la sento più. Sento solo noia, rabbia, malessere, depressione, stanchezza, solitudine, ma la parola allegria sta sparendo. Per fortuna che lei l'ha usata, direttrice. Nadia da Treviso, vai Nadia. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, stiamo parlando di ragazzi. Io ho due nipoti, uno di 16 e uno di 15. E devo complimentarmi con la sindaca di Casale che li ha coinvolti tutti quanti i ragazzi del comune. Chi ha fatto a gruppi, chi voleva andare a ripristinare le panchine, a pulire nelle piazze, e chi nello sport. Per esempio Andrea, il più grande, è coinvolto nello staff di un torneo che si svolgerà per 3 giorni a Casale. Dunque questi ragazzi sono coinvolti. Difatti mi ha detto: nonna, non vengo a trovarti perché sono impegnato al massimo.
Comunque ringrazio infinitamente la sindaca di Casale per questi ragazzi, perché d'estate adesso loro non hanno possibilità di andare in ferie e comunque fanno le ferie nel suo comune. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, ecco, ringraziamo appunto anche Nadia per questa telefonata che fa capire quanto il cittadino è attento a quello che succede nel territorio e ringrazia quando sono le cose che vanno bene e che possono funzionare. Prego direttrice. Beh, ecco, però anche questa indicazione di questa nonna va davvero, no, in questa direzione. Tutti noi che siamo strutture pubbliche o aperte al pubblico o rivolte al pubblico, è proprio questo che dobbiamo fare. Le faccio un altro esempio. Noi stiamo per annunciare, quindi è una primizia che le do così, è che apriremo anche le porte un'ora al giorno per fare compagnia alle persone. Quindi in questo caso non parliamo specificatamente di ragazzi, ma di tutte le persone che d'estate non vanno in ferie, sono da sole, hanno voglia di stare un po' al fresco, hanno voglia di fare due chiacchiere. Ecco, noi dedicheremo un'ora al giorno anche a questo. Ci sarà una persona che sarà lì, racconterà delle storie, se ci saranno dei bambini ci sarà la possibilità di giocare. Ecco, io credo che oggi più che mai, in questi tempi nel quale parlavamo di allegria, è vero che è una parola rara, ma molte persone hanno anche davvero pochi motivi per esserlo, spetta proprio a chi ha responsabilità far sì che questa cosa possa avvenire, che i ragazzi possano avere qualcosa da fare, che i ragazzi possano giocare, che possano andare a un torneo, che da noi possano venire a fare musica, che possano venire a imparare a disegnare, no? Chi ha responsabilità oggi più che mai deve stare attento, dico, alle Sa però, microstorie. direttrice, cosa abbiamo bisogno? Di fare il trasporto di queste persone. Io ho persone con questa mostra che stiamo facendo, andremo anche ad Asolo, la inviterò, mi farà molto piacere se sarà libera di averla ospite, dei diversamente agili come li chiamo io, con il titolo Io ci sono, hanno il problema del trasporto. Se non c'è qualcuno che li accompagna, loro non possono spostarsi. Abbiamo diversamente giovani al terzo piano chiusi in casa che non hanno neppure l'ascensore e gradirebbero, vede anche qua bisogna fare, ecco io l'ho chiesto anche al direttore della MOM di cercare di aiutare, di fare squadra, di dare la possibilità magari appunto con questa fermata a chiamata di arrivare a queste persone, ma dobbiamo unire le forze perché hanno il diritto di vivere la quotidianità che lei sta dicendo, ammirando anche il bello, ma dobbiamo andarli a prendere, da soli non riescono ad arrivare. Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella, volevo un attimino parlare a riguardo dei giovani. Io purtroppo ho una nipote però abita... buongiorno Mirella, io praticamente volevo parlare un attimino a riguardo dei giovani. Purtroppo Mirella, non tutti hanno le possibilità come tu hai citato, cioè a partecipare eccetera. Io questa bimba la vedo poco perché abita a Verona, è piccola, ha 6 anni, però vedo che sta crescendo bene in un contesto che purtroppo sono stati costretti ad andare via da uno per andare in uno migliore perché per stare tranquilli, ok? E chiaramente io vedo, cioè i giovani bisogna coltivarli come hai detto tu Mirella, cioè fin da piccoli, perché se tu trasferisci energie positive a tuo figlio, queste energie un giorno li vedrai, ma però non è facile perché fare i genitori, cioè nessuno te li insegna, nessuno. Cioè praticamente non è che c'è un qualcosa che ti possa individuare, cioè, guarda, mi so da vecchia guardia, ho 74 anni, per cui comunque quello che ho fatto ho cercato di fare il meglio possibile. Però Mirella, adesso io vedo questi giorni, perché io sto in un contesto dove ci sono le scuole dell'asilo materno, le medie, io vedo questi ragazzini che hanno già il cellulare, Mirella, il cellulare, è una disperazione vera e propria. Poi aggiungi che dopo magari vengono da contesti
abitativi diversi che hanno problematiche, eccetera, per l'amor di Dio. Però, Mirella, oggi la vita non è facile. L'allegria, come hai detto tu poco fa, non la si nomina più. E con questo finisco perché ci sarebbe da parlare. Ti ringrazio Lorenza, ti ringrazio della telefonata, di quello che hai detto. Io sono dell'idea che qua qualcuno dovrà porre rimedio, iniziare a capire che abbiamo delle creature fragili e da là dobbiamo iniziare veramente ad aiutarle a crescere, perché la piantina, se comincia ad essere storta fin da piccola, ma perché non ha il supporto e nessuno glielo mette, non puoi pretendere a 16 anni o a 15 o a 14 di trovare chissà cosa. Ti trovi quello che hai seminato, quella piantina che hai messo giù e che non l'hai curata, che delle volte addirittura inaridisce e non la recuperi più. Prego, dottoressa Bortolucci. Non so se lei, signora Mirella, ha mai fatto caso che agricoltura e cultura finiscono alla stessa maniera. Ma proprio perché hanno gli stessi tempi. No? Il popolo veneto più di altri comprende quanto siano complessi, no? I tempi dell'agricoltura, che è fatica, che è attesa, no? Ecco, e la cultura è esattamente la stessa cosa, a questi tempi qui. E quindi il paragone che ha fatto funziona proprio bene, perché bisogna avere con la cultura la stessa pazienza, no? Ma anche la stessa cura, la stessa dedizione, per cui verissimo, bisogna provare fin da piccolissimi, addirittura noi ci proviamo anche con i bambini prima dell'età scolare, l'età prescolare naturalmente, facendo le cose che sono più adatte per loro, proprio perché, e qua tiro fuori un'altra parola che forse non si usa tanto ancora come allegria, la cura è fondamentale, la cura, cioè avere cura dei nostri ragazzi. A me è piaciuta molto la telefonata della signora di prima, perché ha fatto una riflessione umana molto bella, no? Non è facile essere genitori, appunto anch'io ho un figlio adolescente, non è facile essere nonni, e però in questa coscienza della non facilità del nostro ruolo c'è anche però tutta la coscienza dell'importanza di questo ruolo. Allora adesso noi vediamo questo video, se no non ce la faccio, che è molto importante, lo sa quanto ci tengo ai video che lei mi manda. Andiamo a vedere M9 Edu, andiamo a sentire. Direttrice, noi in questo video abbiamo visto bambini felici e allegri. Io quando sento che è difficile fare il genitore, io mi arrabbio. Io sono stata piccola,
Non ho avuto i genitori, ho avuto nel senso che lavoravano, perciò era come se non ci fossero, però ho avuto la fortuna di avere una nonna sempre presente, una nonna che stava zitta ma ascoltava molto e quando parlava diceva delle cose che ancora adesso mi ricordo, di buon senso. Ecco, aveva il buon senso quando trasmetteva il pensiero che tu avevi cercato di far capire. Il problema è che questi ragazzi non hanno più i nonni, perché sono stati quelli che hanno la fortuna di averli, quasi tutte sono nelle RSA, oppure sono lontani, come abbiamo sentito Lorenza, ma soprattutto il problema è che se tu non sei in grado di fare il genitore, perché non lo sai fare, devi affidarti a quelli che lo sanno fare per te. E sono gli educatori, che sono questi centri, questi musei. Ecco, se tu vai fuori casa tutto il giorno, non puoi lasciare tuo figlio in balia di se stesso, specialmente se minore. Devi dare quel tempo ad avere una famiglia. Questa famiglia si forma con la cultura e noi li abbiamo, ma non li portano. Quelli che arrivano sono i fortunati e quelli sfortunati, prego direttrice. Allora lei ha messo un sacco di temi sul tavolo, lei sempre quando fa una domanda apre un sacco di porte. La prima, la questione dei nonni, e mentre parlava mi veniva in mente la mia di nonna, no? Queste nonne così importanti che trasmettevano anche la memoria, appunto anche l'etico, no, della memoria sono importanti. Ma io mi riferivo probabilmente alla difficoltà perché c'è una difficoltà proprio di comunicazione di linguaggi. I linguaggi cambiano molto velocemente, no? Anche noi qualche volta come museo facciamo fatica a trovare quello giusto, poi ce la facciamo perché ovviamente abbiamo degli esperti che ci aiutano e che lavorano molto con i ragazzi, no? In un tempo come il nostro, che è molto veloce, no? E in cui anche i linguaggi cambiano velocemente e sono linguaggi non strutturati, diciamo così, no? I ragazzi parlano la lingua loro, è proprio la comunicazione che qualche volta è difficile. Per questo noi facciamo le attività. Esatto. Lei, non so, ha fatto caso che nel filmato si vede anche molta tecnologia. Bellissimo. No? Aspetti direttrice perché abbiamo Silvia, se no non ce la faccio da Vicenza. Vai Silvia, velocissima. Sì. Buongiorno, grazie infinite per la vostra trasmissione. Grazie. Allora, io volevo intervenire. I cellulari, io sono nonna, ok? Quindi ho avuto 2 figli. Se non avevano il cellulare a scuola, quindi parliamo degli anni 80-90, non facevano gruppo, erano eliminati fuori. Quindi si doveva comprare il cellulare, altrimenti non si faceva gruppo. E poi la scuola, le maestre, mi spiace, adesso fate, ai miei tempi, una maestra ne aveva 26, faceva dall'italiano, storia, geografia, matematica, sapeva tutti i nostri problemi ed era bravissima, seguitissimi. Adesso, sa che cosa mi sono sentita dire da un'amica? Che la maestra ha dato uno dei compiti al figlio e gli ha detto: collegatevi tramite YouTube per capire. Se non avete capito, collegatevi con YouTube che vi spiega la lezione. Basta, io non vi dico altro. Grazie Silvia, devo chiudere, grazie della telefonata molto chiara perché non ce la faccio. Un minuto direttrice per chiudere il discorso che stava facendo, prego, la esatto, dirò ancora. Questa telefonata è perfetta, no? Perché quello che facciamo è cerchiamo di contribuire spiegando come si usa la tecnologia, che è solo un mezzo, non è la nostra vita, e questa telefonata è stata, direi, la perfetta conclusione di quello che volevo dire. Quindi bisogna anche far capire, dare i tempi, educare anche a questa tecnologia che attraversa le nostre vite, non possiamo far finta di niente, ma ci sono modi e modi, insomma anche questo fa il museo. Io penso veramente che forse dobbiamo unire le forze e portare questi ragazzi, ma anche questi diversamente giovani, questi diversamente agili, veramente a provare l'emozione di vivere anche questi nuovi musei, questa nuova tecnologia, questo nuovo modo di porsi con una cultura diversa. Voi ci siete direttrice, io l'ho sempre detto, però dobbiamo fare di più, dobbiamo coinvolgere sempre di più le persone
Ecco, e dare la possibilità di arrivare all'M9. Prego. Il giorno 11 di luglio, che sta arrivando, che è l'anniversario dei mondiali, abbiamo deciso, proprio perché ospitiamo il pallone, che il prezzo sarà di 2 euro, quindi un prezzo piccolissimo, in modo che tutti, se vogliono, per ricordare quel giorno, possano venire a vedere i filmati delle partite e a parlare un po' di calcio con noi. Grazie, veramente grazie alla dottoressa Serena Bertolucci, direttrice M9, Museo del Novecento a Mestre. Grazie di essere stata con noi. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia, un altro caso che da tempo stiamo seguendo e un altro caso che assolutamente dobbiamo portare a termine. Entriamo. Eccola qua, la mamma di Emanuela, che voi già conoscete. Antonietta, siamo arrivate. Allora, cos'è il problema di tua figlia? Le scale. Tesoro, non riesce a farle per niente. Come sta Manuela? Così, non tanto bene. Non è migliorata? No, anzi peggiorata, un po'. E perciò per lei diventa un problema su questo. E fa fatica a far tutto. Bisogna dire la verità sacrosanta. E soprattutto le scale. Le scale sono pesanti per lei. Bene, allora andiamo mamma Antonietta. Fai strada. Allora, contiamo anche i gradini. Questa è la scala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ecco qua Manuela. Ciao Manu. Come stai? Sono stanca. Ciao. Ciao cara. Sono stanca oggi. Sei stanca oggi? Fa tanto caldo. Fa tanto caldo. Manuela, come vedete, si muove malissimo. Non sta facendo scena, Attenzione, Manuela non cammina più, molta fatica e le scale per lei sono un problema. Perché siamo qua oggi? Perché è successa una bellissima cosa, bellissima, giusta anche. Manuela da tempo chiede un altro appartamento a un piano terra perché le scale per lei diventano non un problema di più. È un grosso problema. Ha avuto un colloquio col sindaco Mario Conte, il quale adesso sta vedendo di aiutare Manuela, anche perché ha visto le sue condizioni e perciò cercherà di capire come fare per aiutarla, perché Manuela non può più rimanere su questo appartamento. Manuela deve avere un appartamento a piano terra. No. Allora, cosa è successo Manuela quel giorno con il sindaco Mario Conte? Venerdì abbiamo visto il signor Mario Conte, ha detto che mi trova qualcosa adatto per le mie condizioni di salute, perché io faccio fatica a camminare, le scale faccio fatica e se qualcuno mi fa la spesa devo lasciarla giù perché non riesco a portarla di sopra, devo chiamare qualcuno che me la porti su. Prima delle signore qua, delle vicine di casa, diglielo mamma. Per fortuna che c'è mamma Antonietta. Stamattina mamma Antonietta è venuta al Banco Solidale a prendere la borsa della spesa perché non sapeva che volevo fare una sorpresa a Manuela. Sì, la spesa, guarda. Ecco, dov'è? Ecco, guardate, ecco, questa è la spesa del Banco Solidale della Mirella. Ascolta, oltre a questo ci sono sempre un problema di bollette, vero amore? Mamma mia, quante volete. Queste famigerate bollette. Allora, guarda, io ti faccio una sorpresa. I problemi sono veramente tanti, come vedete. Allora, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Che ti permetterà di respirare un pochino. Grazie, così paghiamo una cosa che è da tanto lì, che è del 2017, ti rendi conto che è ancora ferma. Grazie. Ecco, comunque tu devi pagarti le tue cose per stare serena. Sì, hai bisogno di stare serena. Sì, perché se il cervello non è in pace, io non sto bene. Ascolta, cosa vuoi dire alla grande famiglia che da diversi anni ormai ti segue? Io, grazie a voi che sono aiutata, mi avete aiutato tanto con il cibo, che è una cosa importante, con le bollette ancora tempo fa, adesso piano piano speriamo che ne veniamo fuori, che le cose si sistemano. Io ringrazio sempre tutti, che aiutate anche tutti quanti. E a me basta camminare bene adesso e poter fare le cose come le persone
Ogni tanto tu ti scoraggi però Sì, sì. e mi telefoni e piangi e mi Sì. dici Mirella non sto bene. Perché dici questo? Invece io ti vedo, dai Manuela che ti vedo bene. Perché il cervello è stato colpito nella parte delle emozioni, a volte viene la depressione, quindi prendo le gocce. Mamma Antonietta, questa voi veramente, guardate, a questa mamma dovremmo dare a lei veramente una medaglia, perché non ha solo Emanuela, ha anche un altro figlio. Cos'è successo all'altro figlio? L'altro figlio è stato operato, che ha una stomia, e più sta operato ai polipi, che non si sa. Aspettiamo l'esito istologico per sapere cosa. Un altro è stato operato al braccio, a 15 punti, è pieno di dolori, e anche l'anno si aspetta l'esame istologico. E ha un pacemaker e a novembre deve cambiare anche il pacemaker, perché non funziona molto bene. Però tu, mamma Antonietta, hai una forza, una grinta. Per forza, delle volte lei mi dice mamma, e dico guarda Manuela, non che fa più. E delle volte dico avanti, mi parlo da sola e dico Antonietta vai avanti. Pensate. Questa è la verità sacrosanta. Questa mamma con tutti questi Sì. figli che non sa, deve correre da uno, dall'altro, però non Aspetta, e qui è da San Giuseppe. Cosa è qui? C'è una canaputea che anche io non si può neanche camminare neanche qui. Il sindrome di William. Sa che altro gioco che siamo stati a cena, tutte cose, caro albergo, sì. c'era lei con la figlia che si inca qui. Io non l'ho vista, non l'ho vista. Anche se inca qui. Sì che... Perciò non ti manca niente, No, mamma Antonietta. Proprio abbiamo fatto il pieno? Abbiamo fatto il pieno, il di pieno. tutto. Cosa vuoi dire, Emanuela? Mio fratello in ospedale andava lei, veniva da me, andava da lui, andava di qua, andava di là. E ricordiamo che Emanuela ha anche 2 figli, anche lei, che salutiamo, due bellissimi ragazzi, vero? Sì, che hanno gli esami di maturità serale e mio figlio è stato promosso. Bene. Bene, e io non posso, per quello abbiamo questi problemi, perché io non posso più guidare, non posso più andare in bicicletta, non posso più andare in autobus. E quindi c'è sempre lei, ma ci vuole qualcuno che Allora, che appello vuoi fare al tuo sindaco, Mario Conte? che gli assistenti domiciliari continuino a venire, perché sono l'unica risorsa che ho, perché non sono loro, non so come fare. L'accompagnatoria non me l'hanno data nonostante il deficit in euro. No, perché cammini? Perché però male, ma cammini. Ma ho un deficit come si dice, neurosensoriale, che non mi permette. Infatti io, la dottoressa ieri mi ha fatto fare una prova termonale, no. Se cammino sono instabile, non ho l'equilibrio come voi. Se tu mi spingi con un dito io cado, capisci? Quindi mi manca l'equilibrio. Ho bisogno di qualcuno che ti sostenga. Sì, fare carte, fare cose che non sono capace a fare. Cioè, faccio casino, come si spiega? Non so spiegarmi, non riesco a capire. Ma abbiamo capito benissimo, tranquilla. Allora noi con queste immagini vi salutiamo, vi diciamo ancora grazie, vero Manuela? Vero Grazie a tutte, grazie a tutto il mondo e grazie alla Mirella, che è una grande persona. È una bellissima, gli voglio tanto bene Mirella. Cara. Grazie. Alla prossima puntata. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Vi voglio bene a tutti, anche a tutti quanti. Ciao, grazie.